il suo angolo. E voli alti contro i colori dell'arcobaleno. E al tramonto vorrei sedermi all'ombra di un grattacielo, fino a che io sentirò una voce che mi dirà: scusami William, mi spiace per te, ma è la fine. Buongiorno, buongiorno America, Europa. In questi giorni non si sente parlare d'altro, ma ci siamo anche noi in Italia, nel nostro territorio, che dobbiamo conoscere, capire cosa sta succedendo, cosa possiamo fare, cercare di fare comunità, aiutare chi ha bisogno di essere supportato. Ne parleremo questa mattina. Abbiamo in presenza il dottor Marco Massani, primario di chirurgia del Canfoncello di Treviso. Buongiorno dottor Massani, grazie di essere qui. Grazie. Saluto anche Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini. Buongiorno sindaco, come va? Buongiorno Mirella. Come sta? Molto bene, grazie. Si vede, sindaco, si vede che sta bene, forse un po' troppo anche bene, sindaco. Sindaco, dai. Allora, proprio parlerei questa mattina anche della salute, ecco, l'importanza di stare bene, l'importanza di capire, ecco, lo sport ad esempio, anche le passeggiate. Cosa dice dottor Massani? Ecco, questo sport che si fa poco anche per pigrizia, però anche questi diversamente giovani che fanno fatica perché non è così semplice, però è importante l'attività fisica. Prego dottor Massani. Ma sicuramente lo è, e non è necessario pensare di fare chissà che attività, basta avere la buona abitudine di fare delle sane camminate per il gusto di camminare, e questo sicuramente aiuta. Insomma, io di solito quando me lo chiedono consiglio sempre di almeno 3 volte alla settimana di trovare il tempo, dedicarsi per poter fare una mezz'oretta. Sì, almeno una mezz'oretta, cercando magari di variare anche l'intensità del cammino in modo da... Credo che sia importante, anzi è fondamentale. Un po'. Assolutamente importante. Però quello che traspare, dottor Massani, è che abbiamo anche nei bambini una certa obesità. Purtroppo se ne parla poco e bisogna parlarne invece, infatti mi chiedono di parlare di questo perché è da là che inizia poi a star bene in salute la persona crescendo. Cosa dice, dottore? Che messaggio vuole dare questa mattina? Beh, il messaggio lo abbiamo tutti leggendo i giornali, perché effettivamente è un problema molto sentito questo dell'obesità dei bambini. Ci sono alcune zone d'Italia in cui l'incidenza è veramente altissima e questi sono candidati a sviluppare vari tipi di problematiche che possono essere il diabete, che possono essere insomma malattie che poi determinano una cattiva qualità della vita, insomma, quindi è fondamentale. Insomma, credo che tutto parta da una buona educazione sanitaria in generale, quindi una dieta adeguata, un'attività fisica adeguata, perché è fondamentale. Insomma. Cosa vuol dire, dottor Massani, mangiare sano? Perché è facile dire mangia sano. Allora, il sano costa tantissimo, ad esempio penso all'olio extravergine di oliva, perché è importantissimo, l'olio extravergine è quello che veramente ha delle proprietà eccezionali. Io ho un banco solidale, devo dire la verità che acquisto molti generi alimentari proprio per cercare di dare una borsa dignitosa, degli alimenti che facciano bene. Compro il pesce, ecco, perché è importante questo, specialmente nella persona sia giovane che diversamente giovane. Cosa dice, dottor Massani? È vero, ma è un dato sotto gli occhi di tutti che in genere tendono ad essere sovrappeso, obesi, persone che hanno poca disponibilità economica e che quindi mangiano cibi, diciamo, non sani, insomma, quindi è vero questo, assolutamente, però è anche vero che magari si potrebbe in qualche modo cercare di avere un'alimentazione comunque senza dover spendere follie, un po' meno
fatta di grassi, quindi, che è quello che poi insomma, sicuramente aiuta a non diventare obesi. Cioè, i bambini, per esempio, mangiano quantità industriali di merendine, di cibi che sicuramente non sono proprio il massimo. Bibite gasate non ne parliamo. Sì, quindi insomma che contengono una serie infinita di zuccheri che poi sappiamo non essere molto salutari, insomma. Quindi è vero peraltro però che il dato del fatto che l'obesità colpisca soprattutto persone meno agiate è un dato oggettivo, insomma, ecco. Allora, lei è anche chirurgo. Allora, dottor Massani, si va meglio operare una persona con un po' di grasso o una persona magra? Qual è il problema? Che così impariamo anche questi poveri chirurghi quando entrano in queste sale operatorie che poi fortunatamente, dicevo prima il dottor Massani, non ci fanno più paura perché riusciamo a vedere cosa ci fate. Cosa ci racconta, dottore? Com'è se poi la tensione di entrare come una volta oppure il paziente è più calmo, più tranquillo? C'è sempre un po' di paura, chi è che non ha paura? Però rispetto a una volta, lei ha dei numeri ormai, penso che possa raccontarci qualcosa. Ma allora, premesso che tendiamo a lamentarci sempre quando è troppo grasso perché è troppo magro, quando è troppo quindi insomma, però chiaramente il paziente obeso è un paziente che rappresenta un problema non soltanto, diciamo, al momento dell'intervento, ma proprio nella gestione del prima e del dopo dell'intervento, perché sono pazienti che possono avere un maggior numero di complicanze indipendentemente da come va l'aspetto squisitamente tecnico dell'intervento. Quindi effettivamente condizioni come appunto il diabete e l'obesità, che spesso si associano peraltro, sono fattori di rischio, insomma, ecco. Anche a volte per interventi che possono essere apparentemente ritenuti banali, che banali magari non sono, insomma, ecco. Cioè l'intervento può andare bene, perfetto, però succede che poi c'è qualche complicazione e da là dovuta non certo all'intervento, ma perché aveva queste disfunzioni. Ma capita, può succedere capitare che in alcune situazioni ci siano delle condizioni di base che il paziente che in genere poi sono tutte cose che si trovano nello stesso paziente. Il paziente che è obeso spesso è diabetico, spesso è cardiopatico, spesso ha problemi respiratori, mette insieme tutti questi fattori, è chiaro che possono incidere nello sviluppo di complicanze, indipendentemente magari dal fatto, cioè l'intervento va bene, però avviene l'infezione polmonare, però avviene lo scompenso glicemico. Oppure si prende un batterio che non c'entra niente, come abbiamo sentito. Sono più esposti a queste complicanze che possono rendere il post-operatorio più complesso, insomma, ecco. Come ci spiega questi batteri all'interno delle sale operatorie che qualche volta si sente, che cominciano a preoccupare? Ho ricevuto anche delle telefonate in merito a questo. Lei cosa vuol dire a queste persone che dicono: ma come si fa nella sala operatoria? Bah, allora, io parlo della nostra realtà, sì, che è quella che conosco, e da noi questo per fortuna non è un problema, insomma, ecco. Che poi possano esserci alcuni tipi di infezioni più frequenti, soprattutto in ambienti come le terapie intensive, dove ci sono pazienti molto particolari, e questo è noto. Quindi, ma non è legato a fattori ambientali, è legato al fatto che ci sono pazienti molto complessi e che possono sviluppare infezioni spesso che nel corso del tempo possono anche diventare resistenti ai farmaci e agli antibiotici. Quindi non è un problema legato all'ambiente, è un problema legato a un insieme di fattori, insomma. E questo Covid, questo aumento di casi, come lo sentite all'interno dell'ospedale? Queste vaccinazioni, voi medici vi siete vaccinati, vi state vaccinando, perché vogliamo anche conoscere, capire, così ci vacciniamo anche noi, perché quando noi sentiamo che i medici ci dicono di vaccinarci quasi tutti, compresi i chirurghi, i ricercatori, almeno io li ospiti e io lo dico, sono per i vaccini, voi lo sapete. Cosa ci dice, dottor Massari? Che ci sia un aumento dei numeri è un dato di fatto, non è particolarmente preoccupante, se non che ovviamente aumentano anche i ricoveri e questo diventa un po' un problema nella gestione di posti letto. Poi per quanto riguarda i vaccini, io sono anch'io assolutamente a favore dei vaccini. Quindi... Sentiamo cosa dice anche il sindaco Fabio Marin. Lei si è avvicinato, sindaco, si vaccinerà? Ecco, la vedo sorridente, però si stava grattando l'orecchio, vediamo cosa ci racconta. No, sto sistemando l'auricolare. Va bene. Beh, mi sono vaccinato, sì, e se
sarà opportuno per la mia età, mi vaccinerò, perché logicamente qui nel momento in cui si parla appunto di influenza o di Covid, adesso in questo caso, è sempre consigliato per le persone più anziane appunto la vaccinazione. Abbiamo aumenti di casi, sì è vero, ma mi sembra che comunque, credo, insomma chiedo anche al chirurgo lì presente, possiamo stare un attimo più tranquilli in questa situazione dove il Covid è mutato rispetto a prima, insomma. Dottor Massani, come risponde? Premesso che sono super ignorante io su queste cose, quindi faccio tutt'altro, però sicuramente sì, è molto meno preoccupante, insomma, ecco, rappresenta un problema per alcuni pazienti che magari hanno altre patologie e quindi questo può determinare delle problematiche, però diciamo che in generale è molto ben controllata in questo momento, insomma, ecco. Era prevedibile un aumento perché hanno un andamento tipicamente stagionale, per cui insomma ci sta. Però siamo preparati, non siamo con le spalle al muro e questo è molto importante sentirlo anche dalla vostra viva voce. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto quello che dice il dottor, anche sul mangiare sano, devo soldi, però se uno serve al mercato del pesce, per dire, e può mangiare sardelle, papaline, tutti i pesci poveri, però nutrienti e che non costa tanti soldi, isottoli che come i seppe, piccoli, portare passate meravigliose, va bene? E mangiare solo roba di stagione, roba di orto, non roba di sera, perché la roba di sera la tagli su, è roba di orto, si butta da bere, ma è buona, di stagione, perché dopo sono tutti gli altri magari, con i concimi, chi si butta, tutti magari da noi, perché giustamente mangiamo più, insomma, perché più l'inverno, è roba di sera, gli mette di tutto perché è crescita. Bisogna mangiare accontentarsi di quello che gli era, una volta si mangiava quello che gli era, e non vedere la malattia che gli adesso, non vedere neanche la scienza di adesso. Però si viveva meglio, il pane era più buono, perché il grano era nostro, il grano ogni famiglia aveva il suo campo di grano, si faceva il pane come doveva. Adesso il grano viene dall'America, viene genetico, insomma un gran valore, difatti il pane non è più buono. Una volta che passavi fuori da un fornello, ti sentivi il profumo del pane, adesso costa 8-9 euro ed è una schifezza, perché il giorno di io o ti ho butti via o ti tagli a sete e ti lo scagli. E dopo, quanto quello che riguarda Mirella il vaccino, mi sono già informato per farmelo, se funziona me lo fa, se perché, per cosa non ho da farmelo. Intanto metto da parte buona, va bene, mi vaccino. E chi non vuole, poi manco di farmelo, ma non mi va a fare tanta pubblicità, chi ti lo fa, non ti vuoi fare, ti fare manco. Ti sei ma arrangite, ecco il discorso, per gli operai, mi fa fare al chirurgo, io vengo a tutti i chirurghi, perché sono stato operato 2 volte, ma prostata va bene, all'ernia, sul giro di un anno, sono a Abano, dal professor Poreca, che lo conoscerà, che va bene, il professor Poreca mi lascerà le pene perché non ho sentito niente, sul giro di un giorno mi ha operato, non io sono io a casa. Sanno e sai, non ho nessun problema. Grazie Rinaldo, devo correre perché ho 2 ospiti, se no non ce la faccio. Comunque sei stato molto chiaro e ti ringrazio perché sono dei bei messaggi quelli che arrivano, dottor Massani, ma soprattutto questa chirurgia che grazie alla scienza e alla ricerca ha fatto dei passi da gigante in poco tempo. Pensiamo anche proprio all'intelligenza artificiale, tutti questi robot, però ci vuole sempre la persona. Ci vuole sempre questa figura competente, preparata e anche con una grande passione. Prego, dottor Massani. Beh, sì, sicuramente insomma, la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi rende per certi aspetti più semplice il nostro lavoro. Per certi altri lo rende un po' più complesso perché bisogna mantenersi aggiornati e questo non sempre è facilissimo, insomma, quindi però credo che
per quanto se ne dica, insomma, la centralità dell'uomo in questo è ancora fondamentale, insomma. È fondamentale, ma soprattutto anche queste nuove figure femminili, che una volta impensabili, che noi vediamo veramente nelle sale operatorie, preparatissime, ci dicono anche i direttori molto brave e competenti. Cosa ci racconta? Come mai questo salto di qualità? Questa donna che si è impegnata, che veramente quando dà il massimo poi riesce a centrare l'obiettivo. Naturalmente si trova anche spazi, perché non è così semplice come si dice, però mi sembra che l'ospedale di Treviso in questo, nei reparti abbiamo anche nelle sale operatorie molte donne. Prego. Sì, io credo che sia un insieme di fattori, la normalità del fatto che non c'era un motivo per cui la cosa non dovesse andare così, chiaramente. Poi il fatto che la maggior parte delle iscritte alla facoltà di medicina sono donne e di conseguenza poi si laureano donne e quindi le donne si presentano un po' nel mondo del lavoro. E da ultimo il fatto che insomma, nel nostro reparto abbiamo più della metà di donne che io non considero donne ma considero ovviamente colleghe e che sono anche tra l'altro molto in gamba e hanno un ruolo, possono fare, quindi credo e spero siano anche contente e soddisfatte di quello che fanno, ma non c'è un motivo per pensare al maschio o alla femmina, insomma, sinceramente. C'è un professionista, poi indipendentemente da com'è. Persone, parliamo di persone. Sì, e che hanno assolutamente un pieno diritto di sviluppare le loro capacità, insomma, ecco. Abbiamo Elsa da Padova. Ciao Elsa. Grazie mille, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere al professore, sono stata operata in cardiologia al cuore 2 anni fa. Mi stupisce anche Non sento. e poi sono tornata a casa, sono guarita, il cuore va bene, però mi è cresciuta una doppia pancia che mi fa uno schifo da matti, perché io sono stata sempre magrissima nella mia vita e adesso vedere sta roba mi dà fastidio. Come posso mandarla via? Guarda, il dottor Massani sta sorridendo, perciò è già un bel segnale questo. Elsa, adesso sentiamo, prego. No, non ho una risposta a questa domanda, nel senso che un conto è se uno ha l'effetto di un intervento chirurgico, che sono quelle ernie che possono esserci dopo gli interventi, e a quelle si pone rimedio solo con la chirurgia. Ma se non è questa la causa, ovviamente bisognerà pensare di sentire il nutrizionista e di confrontarsi con lui, credo. Ecco, poi avremo anche un nutrizionista e perciò sentiremo cosa ci dice la dottoressa Orsetti, che è proprio biologa e nutrizionista, su quello che hai telefonato e hai chiesto al dottor Massani. Sentiremo anche lei cosa ti risponde, perché sa, dottor Massani, a me piace mettere in tranquillità, specialmente i diversamente giovani, che sono così fragili, che non hanno più punti di riferimento, perché manca il medico di famiglia, preti ce ne sono sempre meno, perciò anche loro, poveretti, si sentono un po' confortati quando questi ospiti e magari qualche risposta gliela danno e così sono un po' più tranquilli. Cosa dice il sindaco? Ecco, l'insicurezza che stiamo vivendo, specialmente le fragilità in genere. Prima abbiamo parlato di persone, infatti le fragilità sono persone e veramente dobbiamo supportare. Abbiamo sentito quel disastro di quel marito che ha ucciso, un gesto d'amore, anche se tra virgolette non passi che adesso una moglie sta male, la devi uccidere, però bisogna anche capirlo. Ecco, io non l'avrei di sicuro messo in carcere, io non riesco a capire questa storia, cioè che ha ucciso 3 persone in incidente stradale agli arresti domiciliari, tranquillo. Questo che ha fatto un gesto d'amore estremo, per carità non si deve fare, ma è già in carcere e dice lasciatemi qua perché questo è il mio posto. Pensate, lei sindaco, ecco, come vede questa storia? Perché guardate che se no supportiamo queste fragilità, e ce ne saranno sempre di più, visto il momento che stiamo attraversando, addirittura negli ospedali loro devono dimettere, non c'è niente da fare, non è che possono tenerseli in carico, però un dialogo di più tra servizi sociali dell'ospedale, servizi sociali dei comuni, ecco, ci dovrebbe essere un legame più forte, o sbaglio? Associazioni di volontariato che possono supportare. Prego, sindaco. Beh, quello che vedo io e l'esempio anche che hai riportato prima, che mancano quelli che possono essere i punti di riferimento che una volta si avevano, è vero.
io stesso mi trovo molto spesso ad avere persone che vengono lì a parlare e nel momento in cui chiedo cosa vogliono, insomma perché sono venute là, mi dicono no, mi bastava solo parlare, grazie sindaco per avermi ascoltato. Per cui il fatto di avere dei punti di riferimento che semplicemente ti ascoltino e dopo logicamente anche diano supporto a quella che è la tua situazione personale è importante e fondamentale per la nostra società. Lo è sia per le persone diversamente giovani come dici tu, ma anche per i giovani stessi, perché abbiamo anche dei casi purtroppo di emarginazione dei giovani che si mettono purtroppo anche nel post Covid in situazioni un po' spiacevoli e che anche loro hanno bisogno di essere ascoltati. Il fatto successo purtroppo recentemente del signore appunto che ha ucciso la moglie dopo tanti anni di malattia. Non lo so come lo vedo, perché mi tocca, tra virgolette, un po' personalmente per la vita insomma, che abbiamo fatto e che mio papà specialmente ha fatto con mia mamma dopo 10 anni di malattia appunto di Alzheimer e in stato finale con il tumore. E che insomma ho visto quanto sia fatica, quanta sia la sofferenza da parte sia della famiglia che logicamente dell'ammalato. Quando si arriva purtroppo all'esasperazione il nostro cervello può essere che non sia abbastanza forte da supportare il tutto e quindi ci fa fare questi gesti estremi. Mi spiace perché logicamente adesso dovrà purtroppo pagarne le conseguenze, anche se penso abbia fatto una vita, passami il termine, un po' da martire in questo periodo che è stato appunto accanto a sua moglie. Ma in effetti, sindaco, non è stato un periodo lungo, perché questa donna era tranquillamente, c'era una bella coppia che viveva in serenità, all'improvviso è arrivato questo ictus, perciò non è stata una malattia che magari uno si rassegna, ma è stata una cosa improvvisa. Ha fatto un mese di ospedale. Lei capisce bene che un conto è andare a trovare la moglie in ospedale, un conto è portarla a casa. Al momento puoi dire anche di sì, sono preparato per fare questo coinvolgimento molto impegnativo da parte del marito e dei figli, ma dopo quando è a casa è tutta un'altra cosa. Forse qualcuno deve capire che bisogna prevenire, sindaco, per questo l'ho invitata, nel senso che questo uomo rimasto solo a casa e la moglie in ospedale andava veramente molto prima con delle visite da parte dei servizi sociali del comune, nel senso come vive questa persona, chi è questa persona, posso prendermene cura in attesa che la moglie arrivi a casa magari un po' più guarita, e se non arriva a casa nelle condizioni nelle quali è stata portata all'ospedale, cosa posso fare per questo uomo? Perché sa, adesso sentire che si passano il cerino, l'ospedale non ha colpa, il sindaco dice no, ma la figlia aveva detto che si sarebbe occupata, ma un conto è dire sì, mi sento, mi prendo cura, ma l'ha detto anche lei benissimo perché ha vissuto la situazione. Non è mica così semplice questa storia qua, dobbiamo anche finirla. Il servizio alle persone. Dottor Massani, lei ne sa qualcosa quando dimette queste persone? C'è chi veramente si sente sicuro in casa, ma altri che hanno bisogno di essere accudite. Ecco, come dice lei, come vede questa situazione? Perché si dimette sempre velocemente, sento telefonate, ma come mi hanno mandato a casa, sto ancora male, cosa faccio adesso? Prego. Allora, un conto è poi diciamo, il paziente chirurgico che magari noi cerchiamo di mandare a casa il prima possibile, ma non come qualcuno pensa, mi doveva tenere un giorno in più, era meglio stavo un giorno in più ricoverato, ma perché dobbiamo anche considerare che lo stare in ospedale può esporre, per esempio, a contrarre delle infezioni tipicamente ospedaliere che possono in qualche modo poi cambiare il decorso del post chirurgia. La situazione in cui si faceva cenno credo sia veramente molto più complessa, insomma. Ci sono delle volte in cui subentrano dei fattori che appartengono anche un po' all'imprevedibilità del comportamento umano, per cui si può cercare di capire il gesto estremo, ovviamente che non può essere giustificato, perché chiaramente non è questo, non penso che sia questa la situazione.
Io per quanto posso dire credo che i servizi di assistenza domiciliare che vengono offerti sono di ottima qualità, se devo essere sincero. Ci sono medici e soprattutto infermieri che si dedicano a questi pazienti. Poi è chiaro che tutto è perfettibile, che ce ne vorrebbero probabilmente di più, però insomma si sta cercando di organizzare un sistema anche, diciamo, per i pazienti non acuti, quindi con gli ospedali di comunità e quant'altro, che mi sembra assolutamente adeguato. Poi, se mi posso permettere, è anche vero che qualche volta la difficoltà di mettere le persone, soprattutto i diversamente giovani, come le definisce lei, è anche legata a come dire, dinamiche familiari complesse, che invece non dovrebbero incidere, no, nella necessità di tenere un paziente ricoverato, anche perché è un costo sociale non indifferente, che comunque paghiamo noi. Sindaco, come commenta? Allora, commento anche il discorso delle assistenti sociali dell'ufficio sociale, o servizi alla persona, come si chiama anche nel mio comune. Dobbiamo considerare un fatto: i casi purtroppo di difficoltà delle persone sono in aumento. Nel mio comune, dove ho 7.300 abitanti circa, ho un assistente sociale e 2 assistenti domiciliari, che tutto il giorno logicamente sono a servizio delle persone che hanno bisogno. L'assistente sociale per programmare e ascoltarle, e le domiciliari logicamente per andare a casa loro ed aiutarli. Con questi aumenti è davvero, comunque, per noi comuni, con il poco personale che attualmente abbiamo a disposizione, riuscire a dare risposte a tutti. Ci proviamo anche con progetti, anche con le linee, quelle che possono essere linee d'ascolto, però devo fare anche un mea culpa, perché è difficile per noi riuscire purtroppo ad ascoltare tutti. Dobbiamo farla, dobbiamo insomma fare i nostri sacrifici, collaborando per quanto possibile con quelli che sono anche i servizi che l'ULSS mette a disposizione, ma è logico appunto che non è mai troppo, che servirebbe sempre di più. Non sto giustificando in quello che magari non vi è fatto, ma dico che l'esigenza comunque di avere più assistenti sociali, ma anche, passo a un altro argomento, più medici di base, che è l'emergenza attuale, perché anche loro devono essere quelli che captano la difficoltà magari nella famiglia. Questo è un fatto purtroppo sociale che mette in difficoltà i nostri cittadini. Però è anche vero, Sindaco, e lo dico proprio a lei, che è come primo sindaco che ho questa mattina in trasmissione, che ieri ho avuto un ricercatore sulla sanità toscana, il quale ha detto chiaramente, il dottor Betti, che i fondi del PNRR ci sono e devono essere impiegati proprio per questi problemi, nel senso i servizi alle persone, sì le strutture, sì a questi nuovi ospedali, nuovi pronti soccorsi, chiamiamoli semplicemente, perché con tutti questi cambi di nome a casa non so come fanno a capire diversamente i giovani, non c'è più il pronto soccorso, non c'è più l'ospedale, c'è l'ospedale di comunità. Cerchiamo di far capire, poveretti, dove dovranno andare, che i fondi ci sono. Basta che le regioni le diano ai sindaci, che i sindaci li impiegano nella maniera giusta. L'ha detto ieri, anche se ha riferito che non tutte le regioni sono uguali in Italia. C'è modo e modo di gestire anche la sanità, anche i costi della sanità. Cosa ci dice, Sindaco? Che sarebbe stupendo che le regioni dessero tutti i soldi ai comuni. Sicuramente sarebbero gestiti in maniera non dico migliore, ma insomma più capillare nel nostro territorio e a servizio sicuramente dei nostri cittadini. I progetti vengono fatti anche quelli del PNRR a livello anche di ULSS con i comuni, logicamente. Poi c'è l'altro aspetto del personale, perché la mancanza di personale, anche sia infermieristico che medico, può mettere magari in difficoltà quelle che sono nuove strutture che vengono create. Per quanto riguarda la sanità è un aspetto, so che in Toscana ci sono aspetti anche da un punto di vista degli anziani migliori per quanto riguarda la gestione, sia nelle case di riposo, anche lo sviluppo di quelle che sono le case di riposo,
che purtroppo da noi, dove la tendenza sta un po' calando nel servizio, a mia impressione, perché se ho delle liste d'attesa dove insomma ci sono persone che attendono di entrare in casa di riposo, vuol dire che il fabbisogno c'è. Se dopo non resischi, non so insomma come si fa. Comunque lui ha dichiarato che i fondi ci sono. Adesso andremo a verificare, perché io lo dico tutte le mattine, il sindaco lo dico anche questa mattina, se li troviamo per la pista da bob, cerchiamo di trovarli anche per le esigenze che sono i servizi alle persone, perché non ne possiamo più di queste strutture che non servono a tanti ma a pochissimi. Cerchiamo di fare strutture che servono a molti, non sono le strutture ma sono servizi alla persona. Pubblicità. Abbiamo in presenza il dottor Marco Massani, primario di chirurgia del Canfoncello di Treviso. Abbiamo collegato il sindaco di San Zenone degli Ezzerini, Fabio Marin. Io chiederei proprio al dottor Massani, e adesso vediamo anche le immagini della chirurgia 3D. A casa diranno: cos'è Mirella sta chirurgia 3D? Allora sentiamo come ce la spiega e vediamo anche le immagini del dottor Massani. Prego, dottor Massani. Ma allora, la chirurgia in 3D praticamente ti consente, diciamo, immaginiamo di vedere la televisione, ovviamente noi abbiamo una visione che ti dà questo... Qui cosa stiamo vedendo, ad esempio, dottore? Sembra essere sulla Terra, sulla Luna. No, questo è un intervento che fanno gli oculisti, però... È un occhio, sì. vedete? Il vantaggio, diciamo... Se uno, la laparoscopia di cui si parla, insomma, sostanzialmente l'operatore ha una telecamera, attraverso questa telecamera può vedere in un monitor quello che sta facendo. È chiaro che però è su 2 dimensioni in condizioni normali. Il 3D, quindi con degli occhiali apposta, ti consente di eliminare questo problema e quindi di avere anche il concetto della profondità. È un po' quello che il robot che abbiamo, che è il Da Vinci, ha già integrato, e quindi non devi indossare degli occhiali perché l'operatore all'interno vede in 3 dimensioni, dà una visione che è super accurata e molto, molto precisa. Insomma. Quindi è sicuramente un vantaggio avere la visione in 3D. Insomma. Perché si diventa chirurgo, dottor Massani? Quando ha sentito che questa era forse l'indicazione che sentiva dentro di sé il suo futuro, ecco, diventare chirurgo, passione nel DNA. Io prima le raccontavo il dottor Massani, quel cardiochirurgo che ha detto: io a 6 anni sapevo già che avrei fatto quello, avevo già le idee chiare. Lei quando ha avuto le idee chiare che sarebbe diventato un famoso chirurgo? Bah, allora, premesso che in famiglia sono figlio di un medico e quindi questo sicuramente ha in qualche modo inciso nel percorso chirurgo formativo. Anche il papà? Cioè il medico di famiglia. Ah, è là. E quindi credo che questo in qualche modo abbia influenzato, però effettivamente diciamo che non posso dire a 6 anni, ma insomma ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto fare il chirurgo, a differenza la mia idea iniziale era quella di fare il cardiochirurgo, poi invece mi sono spostato sulla chirurgia generale, insomma, ecco. E quindi diciamo non ho mai avuto altri pensieri dal punto di vista del mio percorso formativo. Poi ho avuto anche la fortuna che quando io ho fatto l'università non c'era il numero chiuso, perché sennò non credo che sarei mai passato. Guardate che sta dicendo una cosa importante. Che è veramente impegnativo, e quindi questo poi mi ha consentito di fare il percorso che ho fatto. Qual è l'organo, dottor Massani, più difficile da operare, da intervenire, quello che preoccupa di più? Perché noi non sappiamo mica, sappiamo che abbiamo tanti organi, ma quelli più delicati, il più delicato qual è? Ma, potrei rispondere in maniera apparentemente banale: quello che non conosci. Però in realtà credo che sia così, nel senso che con la pratica, il tempo, ti abitui anche ad avere a che fare con organi che tecnicamente sono magari più difficili da trattare, in cui magari l'intervento sai che ti espone a un maggior tasso di complicanze, però
ovviamente con l'esperienza lo tratti in maniera sempre più confidente. È chiaro che quando uno ha poca confidenza e se ha la testa sulle spalle ha anche timore. Allora, Sindaco Marini, invece lei l'organo che la preoccupa di più qual è? Allora, fino a poco tempo fa parliamo di organi istituzionali o... Ah, quello che vuole, le lascio ampia scelta, visto che sono tantissimi, ampia scelta. Allora, fino a poco tempo fa era la regione, ma ora le cose insomma si sono tranquillizzate, stiamo procedendo con quelli che erano gli accordi. Anche perché lei ha vinto al TAR, se non ricordo male, lo ricordiamo perché sono state delle battaglie, ma alla fine la guerra l'ha vinta lei, ricordiamolo, esatto. Questo che è importante perché crea un precedente, prego. Sì, sia al TAR che poi al Consiglio di Stato. Bravissimo. Però adesso la Regione ha convocato la conferenza dei servizi, si è già svolta, hanno approvato appunto quelle che sono le linee guida progettuali e tra l'altro sabato mattina a Mirella inauguro la partenza dei lavori della rotatoria in centro a San Zenone, per cui iniziamo quello che questo progetto e questo accordo prevede. Per quanto riguarda invece, se posso dire una frase riguardo gli organi, perché siccome sono stato presidente dell'AIDO prima di diventare sindaco e stiamo parlando di questo, vorrei sottolineare appunto l'importanza della donazione, che non è mai banale ricordare quanto sia importante donare e iscriversi magari anche a quelle che sono le associazioni, come in questo caso i donatori di organi. Sì, però è un grande problema perché se ne parla da pochissimo, queste associazioni ci sono da tantissimi anni, però capire cosa vuol dire donare chiaramente, semplicemente, con trasparenza, si è iniziato a fare da poco. Io ho la fortuna e anche invito tantissime associazioni, però io dico sempre che sono poco visibili, le persone sono poco informate e c'è sempre questa ombra della paura, ma perché non conoscono? O sbaglio, dottor Massani? Ecco, forse anche essere più visibili, perché non possono essere sempre gli addetti ai lavori che fanno questo o la festa una volta all'anno, 2 volte all'anno nelle piazze. Ecco, secondo me la comunicazione è fondamentale. Prego, dottor Massani. Ah, sì, sicuramente è così. È vero anche che negli ultimi anni ci sono stati dei passi avanti, nel senso che anche la normativa ha cercato di venire incontro alla necessità di avere organi e quindi è un po' cambiata la cosa. Però effettivamente è un problema, credo, culturale, di educazione. Alla fine ci sono paesi tipo la Spagna che hanno un tasso di donazione nettamente superiore al nostro e sono latini come noi, voglio dire, però c'è evidentemente un aspetto di educazione e di cultura che ha favorito un andamento diverso, insomma, ecco. Anche se anche da noi credo che tutto sommato, come in tante cose, poi magari può variare a seconda delle regioni, la disponibilità, però insomma credo che la gente debba considerare la donazione come un dato fondamentale della propria vita. Non pensa, Sindaco Marini, che forse all'interno anche delle scuole dovrebbe essere fatta più informazione? Perché se io penso anche dalle elementari, iniziare a parlare di questo, guardate che i bambini non sono così assenti se parlate di un argomento nella maniera giusta, con persone adatte. Il problema è che non si fa. Allora, non si fa ginnastica, pochissima, che sport salva la vita. Si fa pochissima informazione, sessualità, guai a parlare questa parola, vade retro Satana. E poi vediamo, rimangono incinta a 14 anni perché giocano tra di loro, è così bello fare sto gioco. Cioè, capisce che forse anche la scuola, io ho sentito le interviste che hanno fatto i ragazzi e hanno risposto più intrigante, più manualità, specialmente nel pomeriggio, perciò loro sanno cosa vogliono, cosa vorrebbero. Dammi un gioco che mi piace, vedrai che io imparo. Forse anche questo, anche voi sindaci dovete un po' premere di più su questo, sul dopo scuola, fare attività sportiva, manualità, perché sennò questi ragazzi fanno altro, non c'è niente da fare, perché hanno un'energia dentro che la tirano fuori pochi nella maniera sbagliata.
Molti poveretti non sanno neanche di averla perché o non hanno i soldi per praticare attività sportiva. Ci sono tanti fattori che voi sindaci dovete intervenire. Poi che adesso che avrete tutti questi soldi dal PNRR, mamma mia, avrete una coperta enorme, visto che adesso avete un coriandolo. No, dai ridi mi viene da piangere. Prego sindaco. Sì, cioè, sicuramente dobbiamo investire. È banale insomma dire che nelle scuole bisogna investire, perché è logico che dobbiamo investire in progetti. Per quanto riguarda, come dicevamo prima, la donazione o l'informazione, noi fortunatamente insomma nel nostro paese almeno abbiamo le nostre associazioni che entrano nelle scuole in accordo con la dirigenza e parlano di quella che è la donazione anche attraverso dei progetti che vengono fatti insomma grazie anche ai professori e ai maestri. È logico che nel momento in cui dobbiamo andare ad investire in progettualità per quanto riguarda i giovani e anche per tutte le tematiche che adesso hai elencato, perché non è così semplice entrare e parlare liberamente di sessualità, parlare liberamente di quella che è la donazione o di quelle che sono anche le esigenze proprio che hanno i nostri giovani. Tentiamo in accordo con i professori e i maestri e in accordo con i genitori, perché poi insomma bisogna anche confrontarsi con loro per capire anche da parte loro quali sono le linee guida che vorrebbero per i loro figli, e molte volte è difficile comunque confrontarsi anche in determinate tematiche, purtroppo. Dottor Massani, ascoltare il paziente, ascoltare i familiari, soprattutto questo paziente che quando vi vede passare spera sempre che diate buone notizie, ma soprattutto l'ascolto che è fondamentale. Io mi ricordo, non so se gliel'ho già raccontata, dottor Massani, quando lei è stato ospite precedentemente, quel ragazzo che gli hanno amputato le gambe, che ha detto nel momento che me l'hanno detto sono stati violenti, non hanno capito che era un momento veramente difficile, sarebbe stato difficile per me, ecco, un po' più di umanità nel dire queste cose, ecco, l'umanità che deve assolutamente esserci in determinate situazioni, e anche qua parliamo di persone preparate, non c'è niente, perché il medico, il chirurgo ha due occhi, un naso, una bocca, un cervello, ognuno ragiona alla propria maniera, ma ci sono situazioni. Sentire questo ragazzo che ha detto quel momento mi sono sentito morire, ma me l'ha detto anche nella maniera più sbagliata, mi sentivo un numero e basta. Prego dottor Massani, l'importante dell'ascolto, l'importanza. Beh, allora diciamo che questo è un problema parecchio importante nella relazione tra il medico e il paziente. È chiaro poi che ci sono anche delle sensibilità individuali che determinano poi la capacità o meno di instaurare un rapporto adeguato. Non credo che ci sia una soluzione a questo problema. Certamente ci vuole un'educazione anche per il personale sanitario in generale, perché sappia affrontare queste situazioni nella maniera più vicina possibile a quello che è il sentire del paziente. Ci sono delle volte peraltro in cui è anche molto complesso, devo dire, trovare le parole per comunicare situazioni estremamente difficili, perché il rischio è di far passare un messaggio che è inferiore a quello che invece deve essere, oppure eccedere senza sapere bene la persona che hai di fronte come può reagire ad un'informazione di una vita che cambia, perché poi di questo stiamo parlando. Quindi sì, è una situazione sicuramente complessa, però io credo che al di là degli aspetti educativi c'è un dato di sensibilità personale che fa la differenza. Sono convinta anch'io. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone. Ciao Milena, grazie e saluto i tuoi ospiti. Mi sembra che questo paese sia un paese governato amatorialmente, cioè non è governato professionalmente, perché qui manca il sistema. Ad esempio, quando un malato viene dimesso, dovrebbe essere allertata l'assistenza medica, che vadano a vedere dove va a finire questo ammalato se lo mandi a casa.
perché c'è l'ammalato che vive in una bella casa e c'è quello che vive in una brutta casa. C'è l'ammalato che ha una famiglia e c'è quello che non ce l'ha la famiglia. Perciò ci dovrebbe essere un sistema che quando un ammalato viene dimesso, il comune viene allertato e il comune va a vedere se ha bisogno di qualcosa questo ammalato. Ma questo non succede, per fare questo ci vogliono i soldi. Nella scuola ci sono i ragazzi che non vanno a scuola, non c'è un sistema, perché se un ragazzo non va a scuola, tu, insegnante, glielo dici al preside, il preside chiama la famiglia, se la famiglia non risponde chiami le forze dell'ordine e le forze dell'ordine devono andare a cercare questo ragazzo e lo devono portare a scuola. Non può essere che i ragazzi non vanno a scuola, cioè solo in Italia succede. E poi adesso non c'è un sistema neanche per questa cosa qua. Poi questi immigrati che arrivano, non c'è un sistema neanche per accogliere questi stranieri che arrivano, perché questi stranieri che arrivano cosa fai tu, Stato? Li prendi, li dividi, li chiami e gli dici tu cosa sai fare, tu che lingua parli, tu da dove vieni, tu che problema hai perché sei venuto qua. Quando tu li hai divisi, dopo tu cerchi, hai bisogno di falegnami, quello che sa fare il falegname lo mandi nel posto dove insegnano a lavorare per noi e andrà a fare il falegname, quello che fa il muratore andrà a fare il muratore, perché è inutile che ce l'ameniamo qua. Qui c'è bisogno di un sistema, punto. E uno Stato dovrebbe essere governato professionalmente e invece qui non c'è niente di professionale. Ciao Mirella, grazie. Il sistema ci sarebbe, sai Leone, anzi l'ha detto anche il dottor Gorini per quanto riguarda l'assistenza a queste persone che c'è, bisogna metterla in atto però, perché se ho poco personale, come diceva il sindaco, quello ho di persone. Come la prima parte lei, dottor Massani, come la chiude, come risponde? Ma allora io dico quella che è l'esperienza che abbiamo noi. Nel momento in cui si vede che il paziente ha delle problematiche che possono in qualche modo influire sulla gestione del dopo intervento chirurgico, si attivano i vari percorsi che ci sono. Quindi c'è l'assistenza domiciliare, ci sono gli assistenti sociali. Io ripeto, parlo dell'esperienza che abbiamo noi ed è una buona esperienza. È chiaro che, lo dicevamo prima, non esiste un sistema che non sia perfettibile, però dobbiamo anche renderci conto, secondo me, che il costo che ha la nostra sanità è altissimo, cioè il livello è alto e di conseguenza il costo è molto alto. Quindi siccome sappiamo che i soldi sono quelli che sono, dobbiamo anche cercare di capire e di venire incontro a volte a delle esigenze che sono meno personali e più della collettività, quindi a volte insomma, ci sono anche meccanismi difficili sui quali è meglio non entrare, però io credo che lo vedo perché insomma l'assistenza domiciliare per quanto riguarda la nostra esperienza funziona e funziona anche bene. Allora sentiamo anche come chiude Fabio Marini, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, la seconda parte della domanda. Sì, mi spiace contraddire un attimo anche quello che ha detto il signore dell'ultima telefonata, però Leone, ecco, scusa, non ricordavo il nome. Il sistema però c'è, cioè nel momento in cui una persona viene dimessa non è che viene abbandonata, i comuni sono lì appunto appositamente a servizio nel momento in cui ci sono dei bisogni, basta appunto chiamare o comunque c'è anche, a volte avvengono anche dei fili diretti tra quella che è l'ULSS, l'ospedale e i comuni per quanto riguarda le dimissioni e logicamente ce ne facciamo carico se non c'è una famiglia o una rete familiare alle spalle, per cui da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare le persone in questo. No, non condivido, sindaco sa che io sono, allora, io non devo essere fortunata, sindaco, a vivere a Treviso o a San Zenone degli Ezzelini, io devo avere le cure che mi aspettano di diritto. Assolutamente, anche con i servizi alla persona che ci sono, come ha detto il dottor Massani, e vanno messi in atto. Io le porto l'esempio di Iole, con un figlio allettato a letto da una vita,
che l'ho portata e l'abbiamo anche premiata davanti alle telecamere perché è un caso che fa pazzesco, Vo Euganeo, le dico anche dove lei, disabile, in carrozzina, con questo ragazzo che non vuole assolutamente portare in una struttura perché dice se no perdo mio figlio, è l'unica cosa che ho, non c'è anima viva che la vada a supportare. Lei in carrozzina, disabile, figlio allettato, perciò attenzione quando parlate perché noi dobbiamo parlare in generale, non di quel territorio o di quel comune, ma in generale non ci sono i servizi alla persona, perciò io che mi ammalo non devo avere la fortuna di vivere o a Treviso o a San Zenone, ma devo avere quello che mi aspetta. Quando ho chiamato il sindaco sembrava che si muovesse il mondo, l'ho sentita l'altro giorno, se vede un assistente ogni 6 mesi è tanto e quando arriva non ha le garze, manca sempre qualcosa. Allora capite sì, che c'è Mirella, un sistema che è come si può dire, ingrippato. No, appunto, ma allora qui è un problema di sistema. Ho capito, ma come si fa a lasciare a casa una persona anziana, disabile, sedia a rotelle, con un figlio allettato a letto? No, sindaco, non ci sto. No, appunto, è un sistema che va rivisto. Ma questo è un problema allora di chi gestisce quel sistema, perché esatto. Logicamente un sindaco può parlare fin là in generale, ma ti porta quelli che sono i casi esatto. del proprio territorio. E dico, nel momento in cui un territorio viene gestito, insomma come va gestito, si riesce ad avere un sistema che funziona. Se poi purtroppo ci sono questi casi molto preoccupanti, vuol dire che qualcosa si ferma, qualcosa si blocca e bisogna intervenire. Avete fatto squadre tra sindaci, sarà utile anche che cerchiate di capire che c'è un territorio che ha dei buchi pazzeschi dove si dovrebbe colmare, perché ci sono, l'ha detto anche il dottor Gorini che è responsabile dei medici di famiglia, no, ci sono queste figure devono assolutamente essere impiegate perché devono fare questo. E allora capisce bene che per la povera Ioli da sola non ci arriva, il sindaco dice faccio quello che posso, ma secondo me non fa quello che può, dovrebbe fare di più, il medico di famiglia lo stesso, cioè manca la squadra, questi anelli che poi formano la catena. Detto questo, è una rete che si spezza. Esatto, detto questo, anzi purtroppo. saluto anche Iole e Romano, questo ragazzo meraviglioso. Grazie al dottor Marco Massani, primario di chirurgia del Canfoncello di Treviso, grazie a Fabio Marin, sindaco di San Zellone degli Ezzellini. Pubblicità. Grazie a voi. Grazie. Vi presento altri 2 graditi ospiti. Abbiamo da Cornegliano la dottoressa Chiara Orsetti, biologa e nutrizionista. Buongiorno dottoressa, che piacere averla ospite. Mirella. Buongiorno. Abbiamo collegato anche Massimo Vitturi, responsabile nazionale della LAV Animali Selvatici. Buongiorno Vitturi, grazie anche a lei. Parleremo di tante cose. Questa mattina abbiamo iniziato bene col dottor Massani e con Fabio Marin. Io inizierei di continuare con la dottoressa Orsetti perché è arrivata questa telefonata di questa signora che ha dei problemi dopo l'operazione al cuore, dove ha detto che si è formata una sacca che prima non aveva. Lei ha detto che è un'altra pancia, non sopporta questo e il dottor Massani, non conoscendo il caso, forse bisogna vedere anche l'alimentazione, cercare di mangiare bene. Ma quanto male mangiamo, dottoressa? Ce lo dica veramente quanto male mangiamo? Tanto sul serio, veramente tanto male. Anche se siamo convinti di mangiare correttamente, però è difficile veramente, soprattutto per l'offerta di cibo anche che c'è, diciamo, molto industriale, molto processato. Tante volte ci facciamo un po' ingannare anche dall'offerta di cibo, pensiamo che sia genuino, che sia fresco, invece non lo è. E diciamo che c'è molto ancora da lavorare. Senta dottoressa, l'ho invitata anche per questo, perché io ho avuto la Cristina Guarda del Consiglio della Regione, si parlava del granchio blu.
Allora, lei ha detto che ha fatto un'interrogazione perché vorremmo anche capire, ha detto, dove viene pescato questo granchio blu, perché su tutte il pesce che prendiamo c'è dove viene pescato e che pesce è, sul granchio blu non c'è. Allora mi va bene se viene pescato su un certo posto, ma se viene pescato da un'altra parte vicino a delle zone inquinate, capite bene che non va assolutamente bene, e ha ragione, nessuno forse aveva pensato a questo. Cioè il marchio veramente ci deve essere, questa targhetta. Secondo lei, ecco, mettere anche in circolazione questo pesce che non si sa bene dove, quando, come viene pescato, non è che sia la soluzione migliore, perché tanto devo liberarmene, perciò ve lo do da mangiare, perché si può mangiare, mangiatelo. Cioè non dovrebbe funzionare così, o sbaglio, dottoressa? Sì, sicuramente. Allora, al di là di questo caso del granchio blu, che è una cosa un po' particolare, diciamo che il pesce è un cibo che potrebbe essere veramente, è un cibo fantastico perché ha tantissime buone qualità, però effettivamente c'è un grosso problema di inquinamento del mare, di metalli pesanti, di piombo, di mercurio e anche di tutte le sostanze che purtroppo finiscono nel mare, come le microplastiche, eccetera. Quindi è fondamentale poter avere una sicurezza, una certificazione da dove viene pescato il pesce, sapere se è allevato e che metodologie di allevamento ci sono, perché conta molto anche come vengono poi alimentati questi pesci, come vengono trattati, se vengono trattati con dei farmaci. Quindi è indispensabile sicuramente poter risalire con una certificazione alla zona di pesca e a come viene poi oltretutto trattato il pesce fino a quando viene venduto. Allora, un ministro ha dichiarato che i poveri forse mangiano meglio dei ricchi. Non è in quanto i poveri mangiano meglio dei ricchi, queste dichiarazioni, che se qualcuno pensasse prima di parlare almeno fino a 5 sarebbe meglio. Io ho un banco solidale, dottoressa, e anche l'altro giorno ho acquistato proprio del pesce surgelato ma buono, cerco di prendere del tonno, cerco di dare una borsa dignitosa, perché non sono animali, qua mi rivolgo anche a Vitturi, che forse mangiano meglio di certi anziani a volte, sono lasciati nella profonda solitudine, sono senza denti, perciò devo dare omogenizzati per cercare di sopperire a quelle carenze che a loro mancano, però si pensa poco a queste figure, a queste fragilità. Un altro caso, ad esempio, che se ne parla poco, e si parlava anche prima col dottor Massani, è l'obesità infantile, chissà perché, ma se ne parla pochissimo e diventa veramente un problema, perché questi ragazzi poi crescono e sono anche a spese nostre, perché ci devono curare, perché insorgono delle malattie importanti. Perché se ne parla così poco, dottoressa? Veramente, dottoressa Orsetti, su un tema che dovrebbe essere molto importante anche all'interno della scuola, prego. Sì, guardi, tocca un punto sul quale io mi cerco di dare da fare molto, però effettivamente mi rendo conto che si faccia poco. Io ho purtroppo tanti piccoli pazienti che sono sovrappeso, sono obesi, o magari non sono apparentemente sovrappeso, perché poi sulla bilancia di fatto non hanno un peso eccessivo, però sono bambini di 8-9 anni che si trovano ad avere una pancia che non è normale per un bambino. E questi bambini fanno anche sport, sembra che conducano una vita, un'alimentazione abbastanza corretta, in realtà sono sovralimentati, fanno pochissimo movimento e di fatto si occupa poco di loro. La gestione dell'alimentazione, secondo me, nei bambini parte già da una cattiva colazione, anzi mancanza di prima colazione, quindi vanno a scuola spesso e volentieri senza aver mangiato e non hanno energia, non hanno forza soprattutto di interagire, di ascoltare in classe. La prima merenda che fanno è a scuola e spesso e volentieri sono delle merendine confezionate, e anche se si parla e si cerca di fare anche a livello proprio di scolastico, anche a livello di progetti delle scuole, di introdurre la frutta come merenda, è sempre stata una cosa difficilissima. E poi alla fine la loro giornata comunque sia non ha dei pasti ben regolati. Io vedo tante volte questi bambini che nel pomeriggio vanno a fare anche solo un'ora di calcio, che poi non è un'ora effettiva di sport, magari sono seduti anche in panchina mezz'ora,
e i genitori, anche i nonni soprattutto, adesso io sono nonna anch'io, però qualche volta i nonni esagerano con la pizzetta prima, lo sfilatino di mortadella dopo, come se avessero consumato chissà quante calorie, in realtà questi bambini tanto non hanno consumato. E poi non gli si nega niente, non gli si nega la cioccolata, la Nutella, il McDonald's. Secondo me il McDonald's dovrebbero proprio chiuderli perché è una cosa assolutamente dannosa e di fatto abbiamo poi un esercito di bambini sovrappeso che, come dice lei giustamente Mirella, saranno un futuro di persone con problematiche di salute non da poco. Allora, un bambino sovrappeso ha già dei problemi da bambino, a livello anche sociale perché rischia poi il bullismo, a livello psicologico perché non si accetta e poi proprio a livello fisico perché ha un peso che si deve portare dietro che non è facile da gestire. Senza pensare poi che da adulto sarà molto più predisposto a tutta una serie di malattie, patologie non trasmissibili come il diabete, come le malattie cardiovascolari che si sanno sono purtroppo le malattie più invalidanti già per la nostra generazione, figurarsi le generazioni future. Allora, dottoressa, adesso io le faccio vedere una locandina Sport senza barriere. La faccio vedere anche a Massimo Vitturi perché è la seconda edizione che facciamo all'Ippodromo di Treviso, che ha messo a disposizione questi meravigliosi spazi per dare proprio la possibilità a tutti di iniziare a fare attività fisica. Perché vuoi anche i costi che ci sono, perché sono dei costi anche molto alti iscriversi a una disciplina sportiva, vuoi che a scuola si fa pochissimo sport e vuoi perché la famiglia viene poco coinvolta, cioè non è facile a far capire ai genitori che devono diventare autorevoli anche nelle scelte dell'attività fisica del figlio, perché fa bene l'attività fisica. Il problema è, come dice lei, ma se io non faccio la prima colazione, arrivo a scuola che mentalmente non ci sono e quando ho fatto 4 passi, perché io li vedo, sono stanchi e devono sedersi, dottoressa, è una cosa incredibile. Allora tutti assieme, grazie anche al CONI, a CIP, all'ULS 2, all'ISRA, che sono residenze per anziani, al Festival dello Sport, stiamo cercando di far arrivare le famiglie tutti assieme per cercare di far capire che l'obiettivo è là. Io non posso incolpare il ragazzino che non fa sport, io devo prendere il genitore, è lui che deve capire e non lo deve scaricare per liberarsi del ragazzo e lui va a fare altre cose, lo deve accompagnare in questo percorso. Io ho fatto questo, dottoressa, perché ho visto quanto gradiscono i bambini giocare con i loro genitori, iniziare un'attività sportiva con loro, l'ho visto l'anno scorso e ho insistito. Ho quasi 20 sindaci che hanno aderito, perciò 20 comuni, per cercare di mettere questa famosa goccia nel mare, perché non è più possibile sentire che a scuola si fa solo 2 ore di sport e adesso hanno aumentato 1 ora, prima era 1 ora. E poi bisogna vedere, come dice lei, se la fanno veramente tutta l'attività o come la fanno. Al pomeriggio sono rinchiusi in casa con questi maledetti attrezzi che la tecnologia sono anche utili, per carità, ma non si può a 8 anni iniziare già a 6 avere questi strumenti e soprattutto questi ragazzi che non escono più di casa dalla loro camera. Guardate che veramente i numeri stanno aumentando, o le droghe o l'alcol. Ecco, cosa vuol dire, dottoressa? No, sono d'accordo con lei. Io le dico, parlo non solo da nutrizionista ma da mamma, perché ho 3 figli ormai grandi e adesso vedo da nonna, perché ho 2 splendidi nipotini piccoli, e vedo quanto amore ci mettono le mie nuore a seguire questi bambini, stare attenti all'alimentazione ma anche stare attenti al loro apprendimento. Purtroppo invece in realtà è facile vedere tanti bambini parcheggiati con il cellulare in mano, anche piccolini, gli metti il cellulare per fare i tamponi e non ci si pensa appunto alle loro esigenze di scoprire il mondo, di muoversi, di camminare, di interagire. Un bambino dovrebbe camminare, muoversi 3-4 ore al giorno, non l'ora di piscina 2 volte alla settimana. E quindi sì, fare il genitore è un ruolo molto difficile, me ne rendo conto anch'io. Viviamo una vita tutti stressati, tutti pieni di impegni, di lavoro, però è importante seguire un figlio da questo punto di vista più di ogni altra cosa, più che
comprargli tanti giochi elettronici o apparire tanto, no, nella società bravi genitori, ma è proprio seguirli, come dice lei, nel quotidiano, nel portarli a fare sport, nel giocare con loro, perché è importantissimo il loro apprendimento. Per quel che riguarda l'alimentazione, non dico non fargli mai assaggiare un dolce o non fargli provare qualcosa di esagerare qualche volta con qualcosa di diverso, però nel quotidiano seguire un'alimentazione corretta che non vuol dire mangiare cose tristi o cose poco saporite, assolutamente. Vuol dire fare un dolce insieme a un bambino, vuol dire insegnargli la differenza tra un buon vaso di cioccolata e uno invece pieno di conservanti e di olio di palma, e fargli assaporare proprio il cibo, perché poi il cibo diventa anche per noi adulti, ma anche per un bambino, un discorso emotivo, no? Di emozioni. Forse devono essere intrigati, come fanno in certe mense, quei colori. Ad esempio un piatto molto colorato attira di più, ecco, la loro voglia di mangiare quel prodotto. Certo. Un piatto anonimo, brutto, loro non vengono attirati, devono essere intrigati. Il colore aiuta, dottoressa? Sì, certo, il colore, che cosa vuol dire? Anche mettere della frutta e della verdura, che sono indispensabili nell'alimentazione di un bambino e che spesso e volentieri sono assolutamente assenti, vanno inserite con il gioco e proprio facendo assaporare ai bambini proprio i vari gusti, i vari colori, le varie combinazioni. Si può veramente giocare con il cibo, nel senso più corretto del termine. E insegnare loro ad impastare, a mettere le mani nella pasta, una pasta frolla, per poter avere confidenza con il cibo vero, sentire il profumo. Io quando avevo i bambini piccoli dicevo loro: imparate a sentire il profumo del pane vero e non del pane quello congelato, che si sente che non sa da niente. E secondo me questo è indispensabile. Infatti Rinaldo diceva prima: il pane non ha più profumo, una volta si sentiva il profumo lontano metri e metri, esatto. Adesso mangi il pane e non sai cos'è. Allora adesso passiamo all'altro ospite, andiamo a vedere una cosa invece che interessa molto i bambini, i ragazzi, i giovani, anche nel mondo del volontariato, che sono gli animali. Andiamo a vedere questo bellissimo video che ci ha portato il nostro ospite e poi lo commentiamo. Ci sono, esistono e vivono intorno a noi. Hanno lo stesso diritto di essere rispettate come tutti gli altri animali e umani. Per questo è importante conoscerli e conoscere la loro casa, soprattutto quando decidiamo di visitarla. Da anni siamo impegnati in battaglie per difenderli. Ogni volta che uno di loro è in difficoltà noi ci siamo sempre, però questo non basta. Bisogna anche prevenire possibili incontri o incidenti. Quindi per il terzo anno di fila siamo qua con la nostra squadra di Bear Ambassador, gli ambasciatori degli orsi. Insieme al parco Adamello Brenta i nostri volontari saranno qui per tutto il periodo estivo per sensibilizzare i turisti in visita al parco sui corretti comportamenti da adottare e cosa fare in caso di incontro con un orso. Perché l'orso poi va a associare la presenza di cibo alla presenza dell'uomo, diventa confidente, inizia a avvicinarsi all'uomo e un orso confidente è un orso potenzialmente pericoloso poi. Dal nostro rapporto con gli animali selvatici dipendono gli equilibri del nostro pianeta. Se vogliamo un futuro di pace con gli orsi e gli altri animali, dobbiamo imparare a rispettarli veramente. Secondo me sono informazioni utili da sapere perché sono informazioni che il pubblico non ha, che potrebbero salvare la vita. Utilissimi, molto chiari, sicuramente preziosi per saperci anche comportare correttamente, quindi è stato un servizio molto gradito, assolutamente sì. Ed è con noi appunto Massimo Vitturi, responsabile nazionale della LAV, Lega Antivivisezione. Allora, cosa ci racconta? Sono migliorate questa qualità della vita anche di questi poveri animali? Ecco, c'è più informazione, più conoscenza,
forse i lupi e gli orsi hanno fatto da apripista per capire che c'è un problema e va risolto. Ecco, perché ci sono queste passeggiate meravigliose. Io ho avuto la Presidente del Consiglio che ha detto alla domenica, il sabato, portate i bambini a passeggiare nei boschi, abbiamo dei boschi bellissimi. Cosa ci dice Vitturi? Ma Mirella, io mi riallaccerei al discorso che faceva poco fa la dottoressa, biologa nutrizionista, che effettivamente non è semplice l'educazione dei figli, ma certamente ci sono degli elementi fondamentali sui quali concentrarci, e uno di questi è sicuramente il cibo, ma un altro elemento che può andare di pari passo è far conoscere la natura ai nostri figli, cioè non relegarli, come si diceva prima, di fronte a uno schermo di uno smartphone o di un computer, ma riuscire in qualche maniera a portarli a contatto con la natura, che fa bene a noi adulti, ma fa benissimo anche ai giovani, anche ai bambini stessi, portarli fin da piccoli, per esempio sulla meravigliosa piana del Cansiglio, incominciare a capire la differenza fra una pianta piuttosto che un'altra, o semplicemente imparare a conoscere gli odori, i profumi che si sentono e come cambiano secondo le stagioni, è un elemento fondamentale dal mio punto di vista per l'educazione di chiunque, di qualsiasi cittadino, perché si incominci veramente un rapporto costruttivo e di rispetto della natura, perché noi spesso, e qui mi riallaccio anche al video che avete proposto, quello dei nostri Bear Ambassador, spesso ci avviciniamo alla natura con un atteggiamento predatorio, cioè la sfruttiamo come fosse un immenso parco giochi, come fosse solamente un posto dove il cosiddetto mordi e fuggi, no? Il turismo mordi e fuggi, cioè dove arrivare, prendere il meglio che si può per quello che mi interessa, ma sostanzialmente imparando nulla da quel territorio. Ecco, quindi il rispetto della natura, il rispetto quindi degli animali anche che la abitano e che da quella natura traggono, come noi peraltro, tutto ciò che è di necessario per poter sopravvivere, è un elemento fondamentale che ci dovrebbe accompagnare nella nostra crescita. Quindi rispetto vuol dire conoscere, vuol dire conoscenza, vuol dire capire i meccanismi che regolano gli equilibri naturali, che regolano quindi la presenza di certe specie selvatiche, di certi animali sul territorio, e che richiedono ovviamente anche dei comportamenti adeguati da parte nostra. Quindi gli animali selvatici, quello che diciamo sempre noi come associazione è condensato in uno slogan: manteniamo le distanze, che fa bene a loro, fa bene a noi. Lo diciamo perché ovviamente siamo un'associazione che combatte per esempio la caccia, quindi se i cacciatori si tengono a distanza dagli animali selvatici fa solo che del bene a questi animali, ma anche per noi cittadini comuni che vogliamo andare a goderci qualche ora di natura, dobbiamo sapere come comportarci quando ci addentriamo appunto nei boschi piuttosto che in altri contesti naturali. Con il video che avete fatto vedere, lì abbiamo portato l'esperienza dei nostri Bear Ambassador, gli ambasciatori degli orsi, che sono i volontari della LAV, gli attivisti della LAV, che ogni anno in collaborazione col parco Adamello Brenta, quindi nel Trentino occidentale, incontrano i turisti proprio per spiegare loro come ci si comporta in quelle zone che sono abitate dagli orsi, per evitare da una parte l'incontro con questi animali meravigliosi, ma che ovviamente ci percepiscono come degli intrusi sui loro territori, e dall'altra per imparare anche a sapere come comportarsi nel caso in cui si dovesse incontrare un orso, per evitare poi degli incidenti come purtroppo sappiamo anche sono accaduti, anche un incidente tragico ad aprile scorso. Quest'estate i nostri volontari sono stati in Val di Genova, che molti conosceranno certamente, una bellissima valle del Trentino occidentale, dove abbiamo incontrato circa 4.000 turisti ai quali appunto abbiamo raccontato le regole basilari per entrare nel bosco rispettando il bosco e gli abitanti, ed evitando, quindi prevenendo possibili incontri e possibili incidenti. Io non finirò mai di ringraziarvi, Vitturi, voi e tutte le associazioni di volontariato che si occupano anche di questo, ma soprattutto anche le dichiarazioni di quella mamma che ha perso il figlio, che è stato appunto
purtroppo assalito da questa orsa che ha detto non è colpa dell'orsa, qui c'era qualcun altro che doveva mettere in sicurezza quel territorio e mio figlio non sarebbe morto. Ecco il buon senso anche dei cittadini, di genitori che nonostante questa grave perdita sanno capire dove c'è il marcio del sistema, ed è un sistema marcio, perché se io penso, Vitturi, che ho sentito Zanoni, che ho avuto ospite del PD in regione, che ha detto che forse coi SUV si arriverà in alta montagna così i cacciatori potranno sparare e cacciare, capite bene che non andiamo da nessuna parte, c'è un business sotto delle lobby pazzesche. Ma come tu permetti ai SUV di arrivare in alta montagna a sparare, dove fino all'altro giorno si arrivavano solo chi era residente e per forza doveva arrivare con la macchina? Ecco, anche questi messaggi che arrivano ai ragazzi. Poi dicono che i ragazzi non seguono la politica, che i ragazzi sono disinteressati, ma con questi messaggi devastanti qua, dove volete che vadano a parare questi ragazzi che stanno gridando in tutte le maniere che vogliono un ambiente pulito, che amano gli animali, che amano la raccolta differenziata, che la fanno anche se li impiegano e come la fanno? Dottoressa, cosa dice? Poi sentiamo ancora Vitturi. Sicuramente sì, è vero quello che dice lei, i ragazzi sono molto più bravi di noi ad occuparsi della natura, appunto della raccolta differenziata, del rispetto dell'ambiente, e loro sono preoccupati perché vedono il loro futuro, che è molto più lungo del nostro, un po' a rischio, proprio perché si vede sempre di più, è sempre più evidente quello che sta succedendo proprio alla natura, all'ecologia, all'ambiente, e anche questi eventi atmosferici così importanti che sono negli ultimi anni, sicuramente loro sono preoccupati perché man mano che passeranno gli anni sarà sempre peggio. E in tutto ciò io parlo sempre, per quel che mi riguarda, l'aspetto nutrizionale, dico forse loro sarebbero molto più ben disposti ad accettare dei cambiamenti anche di alimentazione rispetto a quanto crediamo gli adulti. Intendo dire questo, tante volte quando capita dei bambini in visita con le mamme e mi dicono ma sa, il bambino non vuole mangiare la verdura, non vuole mangiare, lui vuole sempre la merendina, se non faccio nomi, non so, i biscotti particolari, e in realtà una volta che riesco ad agganciare, a creare un po' di sintonia con questi piccoli pazienti, li vedo molto più propositivi e molto più attenti dai loro genitori, perché è quasi più comodo per la mamma comprare un pacco di merendine piuttosto che mettersi a fare i biscotti in casa. E quando li vedo interessati, io guardi, mi è successo una volta un caso proprio che ricordo sempre con in certo senso anche con simpatia, la mamma che mi ha detto mi devo comprare la Nutella e nasconderla, perché mio figlio, da quando lei gli ha detto di leggere le etichette, di fare attenzione a cosa mangia, è diventato talmente talebano che non ci lascia più comprare niente in casa se non cose, cibi buoni e salutari. E i bambini sono contentissimi, sono veramente, apprezzano tantissimo poi bene, perché si rendono appunto più stress. Vede però, dottoressa, anche l'importanza di far conoscere l'etichetta. Questa si dovrebbe fare anche a scuola. Voi dovreste entrare nelle scuole, perché i ragazzi intervistati, e lo dico tutte le mattine, hanno detto che vogliono una scuola che li intrighi di più, un qualcosa in più di quello che offre la scuola, sì didattica, ma anche qualcos'altro. Vitturi come commenta? Bello questo esempio della dottoressa. Ma sì, certamente è un bel esempio. Io mi ricollego e pensavo anche nell'intervento precedente della dottoressa come in realtà noi adulti, noi genitori abbiamo perso le nostre competenze sulla questione proprio del cibo. Mentre parlava la dottoressa nell'intervento precedente mi venivano in mente molto banalmente tutti quei camioncini frigo che girano per le nostre città portando cibi surgelati nelle nostre case, perché evidentemente sono tante ditte, questo ci dimostra che evidentemente c'è mercato, ma questo cosa nasconde dietro? Nasconde che si è persa la competenza e il piacere anche di produrre il cibo in maniera autonoma a casa propria. Quindi questa diseducazione alimentare purtroppo dei bambini, che sono l'ultimo anello di una catena molto lunga, comincia dai genitori stessi che
aprono il freezer, tirano fuori una vaschetta, la mettono nel microonde ed ecco che il pasto è pronto. Quindi si cancella tutto quello che c'è prima, si cancellano competenze e conoscenze anche degli ingredienti, anche di cosa è sano e di cosa non è sano, e quindi sarebbe meglio evitare. E quindi è un processo lungo, a catena lunga, e quindi anche sì, leggere le etichette è fondamentale. Io, essendo vegano, sono abituatissimo a leggere l'etichetta di qualunque cosa, perché per evitare di trovare prodotti che abbiano contenuti di derivazione animale, però sono fondamentali. Già quello sarebbe veramente un salto culturale elevato, ma poi io ripeto, soprattutto riprendere il piacere di produrre il cibo in maniera autonoma. Come diceva la dottoressa prima, mettere le mani in pasta, letteralmente impastare il pane con un bambino è, oltre che rilassante, è anche estremamente educativo, e questo poi incide anche nel rapporto quotidiano che abbiamo con l'esterno, con la natura, con gli animali, perché ci abitua a diventare protagonisti, quindi a prenderci le nostre responsabilità delle nostre azioni, che hanno sempre delle ricadute sul territorio, sull'ambiente, sugli habitat, e quindi anche sugli animali che in questi habitat trovano di che è necessario per vivere. Quindi è un passo anche questo fondamentale. Tutto, come si vede, i discorsi alla fine sono tutti collegati, perché tutti sono incentrati su di noi, su noi stessi. Diventiamo protagonisti di un qualcosa, ma protagonisti sia in senso positivo sia in senso negativo. Quindi oggi però stiamo perdendo la capacità di discernere quelle che sono azioni che possono avere delle ricadute positive sull'ambiente da quelle che sono negative, perché ci stiamo tutti un po' appiattendo appunto a comprare i cibi pronti surgelati, piuttosto che il pane che non sa più di pane, perché viene confezionato e surgelato in qualche paese dell'est e poi scongelato in un forno di un discount qui delle nostre città. Quindi è veramente una questione culturale profonda. Allora, visto che il nostro Vitturi ha parlato di vegano, vegani, celiaci, cosa ci dice, dottoressa Orsetti? Qualcuno dice adesso c'è questa moda, ci sono queste, per carità, è conversione, ognuno è libero di decidere di diventare quello che vuole. Lei cosa consiglia, dottoressa? Perché è giusto anche capire, ecco, sentendo appunto che ci sono queste realtà, adesso basta andare anche nei panifici, nelle pasticcerie, gelaterie, ci sono questi cartelli che dicono guarda che puoi mangiare anche il gelato che vuoi tu. Prego, dottoressa. Allora, il discorso è diverso tra proprio essere vegani, vegetariani, o poi altre situazioni come la celiachia. Lì è un problema, diciamo, una patologia, oppure, vabbè, ne parliamo dopo. Per quel che riguarda il veganesimo, cioè vuol dire non assumere assolutamente nessun tipo di proteina di origine animale, non assumere, quindi non mangiare né carne né pesce, né uova né formaggi. È una scelta che va rispettata, soprattutto se è fatta per uno scopo, diciamo, non modaiolo, ma proprio perché ci si tiene al rispetto degli animali, per una scelta etica. E non è vero che si può vivere, cioè non è vero che un vegano ha delle carenze nutrizionali, assolutamente. Se una persona decide di fare questo, ha tutte le ragioni per farlo. L'importante è che segua una dieta bilanciata, perché sicuramente, venendo a mancare certi tipi di cibi, appunto, soprattutto le proteine di origine animale, che sono molto importanti, deve essere aiutato a sostituire bene tutte queste proteine con altri alimenti. È difficile perché appunto, come si accennava prima, il problema è in cosa si incorre. Ecco, io ho molti pazienti che sono vegani e mi dicono che sostituiscono la carne, ad esempio, con delle polpette di soia o delle cotolette, di quelle che possono sembrare una finta carne, appunto, magari a base di soia e non di carne vera. E non c'è niente di peggio, nel senso che se noi andiamo a vedere la lista degli ingredienti di una cotoletta di soia, di proteico c'è ben poco,
spesso e volentieri il primo ingrediente è amido, se non lo zucchero, sono tutti insaporitori e la quantità di soia è minima, quindi dal punto di vista nutrizionale è scadentissimo come prodotto. Purtroppo è molto diffuso come tipo di cibo perché è stato un po' un business, come diceva lei prima Mirella, c'è anche tanta moda in questo, no? C'è chi diventa vegano così un po' perché fa moda e lo fa in un modo sbagliato. Poi ci sono invece tante altre situazioni, appunto come la celiachia o un'intolleranza al glutine, che invece richiedono richiede di alimentarsi con prodotti che non contengono glutine. Anche lì è nata una marea di prodotti industriali senza glutine che fanno molto peggio che non i prodotti con il glutine stesso. Intendo dire che spesso e volentieri questi prodotti confezionati hanno altri tipi di ingredienti che servono per dare forza nella panificazione e nella produzione dei panificati e che sono molto più dannosi del glutine stesso. Quindi un consiglio che do sia a chi è proprio celiaco, che ha questa patologia che non può assolutamente assumere il glutine, ma anche chi è intollerante o che desidera comunque ridurre la quantità di glutine nella sua alimentazione, è di cercare prodotti che naturalmente sono privi di glutine, quindi tutti quei cereali come il riso, come l'amaranto. Sì, ma bisogna avere anche soldi perché sono prodotti che sono anche carissimi, dottoressa, non è che siano alla portata di tutti questi prodotti, perciò bisogna anche capire che ci sono situazioni e situazioni, prego. Certo. Sì, allora, spesso anche i propri prodotti senza glutine, come vengono appunto etichettati anche nei supermercati, non è che sono così a basso prezzo, anzi sono anche costosi. Meglio cercare prodotti che naturalmente sono senza glutine, come può essere del riso. Il riso non costa più di una pasta, ecco. Oppure appunto invece di comprare le cotolette di soia che facevo l'esempio prima, mangiarsi un bel piatto di fagioli. I fagioli era la cosiddetta carne dei poveri una volta, no? L'abbiamo bistrattata, i legumi sono bistrattati perché diciamo che con il boom economico degli anni 60-70 chi aveva mangiato fagioli tutta la vita finalmente aveva 2 soldi per comprarsi una bistecca e da lì soprattutto noi in Veneto abbiamo dottoressa, che al Banco Solidale io invece distribuisco molti legumi e sa come sono apprezzati specialmente i fagioli. Brava. Ma veramente tantissimo. Ecco, quando non ho verdura fresca magari integro appunto quei legumi e i fagioli sono veramente, i ceci, veramente sono graditissimi e questo mi fa molto piacere. Allora devo correre purtroppo, ma devo vedere un altro video contro la caccia selvaggia. Andiamo a vedere poi, visto che abbiamo anche un vegano, ma penso che sia proprio motivato anche dal ruolo che ha, sentiremo ecco come lo commenta. Andiamo a vedere il video. Prego Vitturi. Sì, grazie Mirella. Sì, ovviamente mi riallaccio a quello che diceva poco fa. Io naturalmente sono vegano per una scelta esclusivamente etica, per non nutrirmi di animali o di loro prodotti che derivano dalla loro sofferenza, dal loro sfruttamento. Oramai sono passati 20 anni, sono ancora qui a raccontarlo, quindi a dispetto di chi magari, no, a differenza della dottoressa che bene ci ha spiegato, di chi pensa che magari fare una scelta vegetariana o vegana poi possa comportare chissà quali ricadute. No? Non è così, però giustamente, come si precisava poco fa, bisogna comunque in qualsiasi caso, anche i non vegani, avere una dieta bilanciata. Questo non può che fare bene alla nostra salute, quindi mettere attenzione a quello che introitiamo nel nostro corpo è fondamentale per chiunque, vegani, vegetariani, onnivori, chiunque. Quindi è come dire, un minimo comune denominatore che non ci deve far pensare che il vegano debba fare chissà quale sforzo che invece chi si nutre anche di derivati animali non debba fare, perché anche lì ovviamente si annidano comunque dei rischi. Ma detto ciò, io mi riallaccio al breve video che avevamo prodotto come associazione proprio
in occasione dell'approvazione dell'emendamento dello scorso anno che noi abbiamo battezzato caccia selvaggia, ovvero quell'emendamento che ora esplicitamente consente ai cacciatori di svolgere le loro attività anche all'interno delle città e all'interno dei parchi protetti. Per questo l'abbiamo chiamato caccia selvaggia, proprio perché praticamente porta i cacciatori sotto le finestre di casa nostra, ma anche in quei luoghi come sono i parchi naturali che a un primo pensiero dovrebbero essere delle zone vietatissime a chi porta dentro fucili, a chi porta dentro il piombo, a chi uccide degli animali. E tengo a fare presente che questo emendamento è stato come dire, proprio prima Mirella, lei parlava della lobby dei cacciatori, è stato inserito addirittura nella legge finanziaria, quindi un qualcosa che non c'entrava nulla con la questione finanziaria, la legge finanziaria che il nostro Stato deve approvare ogni anno entro il 31 dicembre e già quest'anno se ne sta parlando per appunto la legge finanziaria del 2024, ecco in quella del 2023, lo scorso anno, sono stati inseriti questi emendamenti che invece trattano di caccia, che quindi non ha nulla a che vedere con la legge finanziaria, però chi ha inserito questi emendamenti ben sapeva che quella legge non poteva non passare, cioè quella legge doveva assolutamente essere approvata perché è la legge che riguarda il bilancio economico dello Stato e quindi ben sapevano che quegli emendamenti sarebbero stati a loro volta approvati. Ecco, da quel momento poi noi abbiamo assistito a livello nazionale a quello che abbiamo poi definito il più grande attacco mai sferrato nei confronti della fauna selvatica, ed è quello che vediamo anche concretamente, anche addirittura abbiamo visto io le definirei delle perversioni dei ragazzini, dei giovani. Abbiamo parlato tanto prima dei giovani, dell'importanza del fattore educativo, uccidere quella capretta, uccidere il coniglietto addirittura in una riunione parrocchiale per far passare il tempo a dei bambini, sono delle cose intollerabili e lì di nuovo non è certo la prima responsabilità dei bambini, ma evidentemente un bambino che compie un atto di questo genere, così sadico, così privo di empatia nei confronti della sua vittima, è un bambino che nella migliore delle ipotesi è ineducato. Nella peggiore direi che invece viene educato dai genitori alla violenza, alla repressione, a questo rapporto di forza nei confronti dei più deboli e io purtroppo tendo a propendere per questa ultima ipotesi. E magari sarà un bambino che non avrà mai fatto una passeggiata nei boschi con i propri genitori, sì, oppure giocato con i propri genitori o fare un po' di sport, queste discipline che veramente hanno delle regole ben precise. Allora devo correre, poi voglio vedere anche questo video che è molto bello, manifestazione contro la caccia. La comunità si muove. Tutta la fauna selvatica, non solo gli orsi, sono sotto attacco. È il 16 settembre 2023, migliaia di persone hanno attraversato le strade di Trento per unirsi in un unico grido che è basta caccia, basta sparare. Da tutta Italia ci siamo uniti a tutela di orsi, lupi, cinghiali, daini, volpi, tortore, merli, tutti gli animali selvatici che sono vittima di questa guerra ingiustificabile e intollerabile. Per loro ci siamo, per dire ancora una volta di più che la caccia è sbagliata. Inumana. Abominevole. Orribile. Mostruosa. Abominevole. Inutile. Uno scempio. Una vigliaccheria. Mi spiega perché tante persone, comunità che si muovono, ma gli ambientalisti hanno poca voce, ad esempio anche i partiti che si occupano di questo non riescono neppure ad arrivare al 5 al 6. Come mai, Vitturi? Come si spiega? Ma noi dobbiamo prendere atto che la questione animale viene spesso messa in secondo piano proprio dalla stessa politica, perché si ritiene che non sia di interesse. In realtà poi i numeri parlano diversamente. Abbiamo visto questo breve video della manifestazione che abbiamo organizzato 2 settimane fa, il 16 di settembre, sabato 16 settembre a Trento, e dove abbiamo contato più di 4.000 persone.
che sono venute da tutta Italia e quindi sono state lì presenti in questo, questo mondo, in questa società che stiamo costruendo, fatta invece di coinvolgimento con i like sui social. Avere 4.000 persone fisicamente presenti a Trento tutte assieme è secondo me un segnale fortissimo che dovrebbe essere colto dalla politica, ma dobbiamo però prendere atto che dall'altra parte c'è un contesto appunto politico veramente pessimo, veramente negativo. Ho accennato poco fa questo famoso emendamento caccia selvaggia che è stato introdotto nella legge finanziaria dalla maggioranza, però purtroppo poi sostenuto anche dall'opposizione, quindi c'è una congiuntura parlamentare in questo periodo che vede veramente un attacco diffuso nei confronti degli animali selvatici. Allora adesso io vorrei anche, ormai il tempo corre, sentire anche la dottoressa Orsetti, perché io ho avuto l'onore di avere ospite il professor Garattini. E quando abbiamo parlato di integratori, specialmente con un signore che ha telefonato, che ha detto ho preso questo integratore e mi sono trovato bene, la risposta è stata ma è proprio sicuro che le abbia fatto bene questo integratore? Ecco, cosa ci racconta un'altra moda? Gli integratori. Gli integratori mi fanno bene, sto bene, non mangio, prendo l'integratore. Prego, dottoressa. Beh, sicuramente non si può fare di tutta l'erba un fascio, perché mi sentite? Sì, bene, dottoressa. Sì, perfetto. Intendo dire che allora, i medici spesso e volentieri sono un po' contrari all'integratore, sarebbero più pro farmaco che integratore. Bisogna dire la verità che ci sono, intanto appunto dipende da che tipo di integratore assumiamo, da come è fatto, anche qui è molto un discorso di qualità, di filiera produttiva, di sostanze, di principi attivi che vengono utilizzati. L'integratore non può sostituire sicuramente un pasto, non può sostituire un farmaco, non può essere utilizzato quotidianamente, però certamente ha tanti buoni utilizzi che sono riconosciuti e sono molto validi. Io dico la verità, oltre ad essere biologa e nutrizionista ho una prima laurea, un passato di farmacista, quindi penso di essere abbastanza ferrata in materia e dico che anche quando ero farmacista, che consigliavo gli integratori in farmacia, non ero mai esagerata assolutamente, anzi consigliavo sempre prima di tutto di adottare delle buone regole di stile di vita corretto, però sicuramente un integratore al momento giusto ci sta per tantissimi tipi di problematiche o di piccoli disturbi. Rispetto a un farmaco ha molti, quasi nulli effetti collaterali. Spesso e volentieri si parla di fitocomplessi, quindi si prende il meglio delle piante utilizzandoli insieme e si ha un'ottima sinergia di risultato. Grazie, grazie dottoressa, devo correre perché sennò non ce la faccio, ma è stato molto chiara. Ci sono integratori, capite bene quello che comprate, perché là il segreto è capire quello che si prende, leggere le etichette, farsi consigliare anche da voi, non fare il fai da te, perché sa che è diventata una moda, ognuno è diventato medico, sa tutto. Vado in internet, prendo quello che mi dice, ci credo e vado a prendermi l'integratore. Avete sentito l'importanza invece di capire, di farsi consigliare, sia per quanto riguarda i vegani che veramente i vegetariani, tutta questa serie di persone che hanno dei problemi, ma farsi anche consigliare dagli addetti ai lavori che sono i nostri medici. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che è molto importante, andiamo a Belluno, lupi Europarlamento. È giusto che l'Europa prenda atto di questo problema che deve essere risolto. Gian Antonio Darella aveva anticipato sabato scorso in Alpago in occasione dell'inaugurazione di una nuova malga e ieri all'Europarlamento è iniziata la discussione sullo status di specie protetta di lupo, orso e lince. L'iniziativa è arrivata dopo le pressioni del gruppo Identità e Democrazia che ha lavorato per garantire maggiori tutele agli allevamenti, soprattutto quelli delle zone montane. In Veneto, oltre alla provincia di Belluno, sono interessate le zone di Asiago
Parco e della Lessinia. Il problema del lupo esiste anche il problema dell'orso, certamente non in maniera così quantificata come ha la Croazia, che ha già messo in programma circa 750 abbattimenti di orsi, ma il problema del lupo sui nostri territori sta creando delle grosse difficoltà ai nostri allevatori, ai nostri operatori della montagna. Ad oggi si contano 19.000 esemplari di lupo negli Stati membri dell'Unione Europea, 21.500 nella grande area europea, 3.350 solo in Italia. Salvo particolari casi di pericolosità, ad oggi è proibito cacciare i lupi. La richiesta di identità e democrazia è quella di rivedere lo status di protezione dei grandi predatori, anche in considerazione della crescita esponenziale degli animali. I dati dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale dicono che dal 2015 al 2019 gli attacchi del lupo sono costati allo Stato italiano qualcosa meno di 10 milioni di euro di risarcimenti, circa 2 milioni l'anno. Nel 2022 nel solo Veneto le predazioni denunciate sono state 297, in crescita rispetto ai 3 anni precedenti. La politica perciò, accogliendo le richieste degli allevatori, si sta facendo parte attiva per arrivare a una gestione più efficace dei grandi predatori. Lo scopo è quello di arrivare ad un prelievo attento e regolato di esemplari per ridurne la presenza che, afferma Darè, ormai è giunta a numeri insostenibili per il nostro ecosistema. Massimo Vitture, come commentiamo questo video che abbiamo visto e come ci saluta? Ma io direi che al di là del video mi riallaccio all'ultima affermazione di Darè, cioè dire che il numero di lupi è insostenibile per l'ecosistema, come dire, è un controsenso in termini, cioè i lupi sono parte dell'ecosistema fondamentale perché sono al vertice della catena alimentare, quindi sono un'importantissima presenza sul territorio, quindi direi che viene smentito il fatto che possano essere insostenibili. Quello che è insostenibile è la contrarietà degli allevatori all'utilizzo delle misure di prevenzione delle predazioni, perché sappiamo che esistono, parliamo delle recinzioni elettrificate, parliamo dei cani da guardiania, parliamo della presenza del pascolo assistito, quindi della presenza del pastore al pascolo, però gli allevatori rifiutano tutte queste misure e le predazioni quindi che avvengono sono tutte da ascrivere alla responsabilità degli allevatori che non vogliono utilizzare questi mezzi, che sono universalmente riconosciuti come un sistema che abbatte quasi a zero i casi di predazione. Quindi io direi su questo, per commentare, per chiudere su questo video, certo ci sono immagini che colpiscono, perché chiaramente vedere una mucca, un agnello predato fa male al cuore, però dobbiamo tenere presente che è quello che accade in ogni momento nel mondo lì fuori, no? Negli habitat, nei territori selvatici, in ogni momento esistono delle predazioni alle quali noi non assistiamo. Comunque quegli animali predati sarebbero finiti in un macello, quindi la differenza della destinazione non vedo quale differenza possa fare dal punto di vista etico, però quello che ritengo che debba essere chiaro è che comunque gli allevatori hanno la possibilità di avere quegli strumenti, le recinzioni elettrificate, i cani da guardiania di cui parlavo poco fa, a titolo gratuito, però non li vogliono utilizzare. Quindi dire dobbiamo aprire la caccia al lupo per ridurre le predazioni è anche un controsenso, perché non si potrà mai ridurre il numero della presenza dei lupi come vorrebbero gli allevatori a zero. Quindi i lupi continueranno a restare sul nostro territorio, quindi è comunque fondamentale che gli allevatori si dotino di queste attrezzature. Grazie a Massimo Vitturi, responsabile nazionale animali selvatici LAV, Lega Antivivisezione. Dottoressa Orsetti, come ci saluta? Ecco, io volevo ringraziare signor Vitturi, perché ho scoperto tante cose interessanti oggi, anche tante paure che abbiamo, no, di questi animali che sembrano così paurosi. E effettivamente ho fatto una riflessione proprio di quanto l'ecosistema sia cambiato e vada rispettato, invece che tentando di, come al solito, di agire con la violenza come facciamo noi esseri umani. Volevo chiudere spezzando una lancia in favore agli animali domestici, perché bisogna rispettare tutti gli animali e io, da nutrizionista che mi occupo di obesità e sovrappeso, vedo che nelle famiglie non ci sono solo i bambini in sovrappeso, ma anche i cani e i gatti. Quindi consiglio a tutti di fare attenzione
all'alimentazione anche di questi nostri piccoli amici, che adesso c'è tantissima interesse e attenzione nei confronti soprattutto di cani, quasi in tutte le famiglie c'è un cane, un gatto, e oltre che a dargli 1000 cure, 1000 attenzioni, fate anche attenzione a cosa gli date da mangiare. Se vedete, gli animali nel bosco non sono obesi, gli animali domestici sì, c'è un motivo, perché in effetti non solo mangiano tanto, ma mangiano male, mangiano anche loro cibi processati. E quindi ecco, chiudo con questo. E ha fatto benissimo, perché è storia vera quella che sta dicendo, anche di questo se ne parla poco, invece sono fragilità che dobbiamo anche tutelare, perché loro non sanno, siamo noi che dobbiamo far capire e usare il buon senso. Ecco, non è il bambino il ciccio bello, o non è il cane, il gatto, che sono veramente dei maialini, ma veramente sono dei maialini. Delle volte vedo delle cose inaudite, poi guardo la proprietaria e grosso modo è uguale, perciò c'è qualcosa che li unisce. Grazie alla dottoressa Chiara Orsetti, grazie a Massimo Vitturi. Pubblicità. Abbiamo in presenza Riccardo Barbisana, assessore al bilancio e tributi del Comune di Treviso. Eccolo qua, un assessore di mio riferimento, perché con lui Villa Margherita. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie. Buongiorno, grazie. Abbiamo anche Michele Montagnoli, collegato da Padova, direttore cooperativa sociale all'Opera. Grazie anche a Montagnoli di essere qui, vediamo se lo vediamo. No, non c'è ancora, fra poco si collegherà. Allora iniziamo proprio con l'assessore Barbisana. Cosa mi racconta, assessore? Cosa sta succedendo anche voi con questa coperta piccola, corta, che è quasi un coriandolo? Tutti chiedono, tutti vogliono. Mirella no, Mirella è brava, non chiede mai. Mirella anzi, Mirella dà. Tranquilla, Mirella dà. Esatto. Ecco, no, grazie alla grande famiglia di Rete Verde. Certo, però vabbè, insomma. E cerchiamo di sostenere anche questo sito bellissimo che è Villa Margherita Inclusiva. Allora, assessore, com'è la storia? Patrimonio, bilancio? Patrimonio, bilancio, tributi, quindi i cordoni della borsa, della spesa, è la parte che prende e la parte che dà ai cittadini in servizi e in attività del comune. Abbiamo una coperta sempre più corta, data ai noi dal caro inflazione, che colpisce tantissimo le famiglie, colpisce i nostri utenti, i nostri cittadini, colpisce i consumatori. Il carrello della spesa, ne avrete parlato 100 volte e non serve che io aggiunga nulla, però colpisce anche le pubbliche amministrazioni. E noi abbiamo degli adeguamenti Istat su alcuni contratti che abbiamo, il verde, il trasporto scolastico o anche l'assistenza domiciliare, parlando di sociale, che ci colpiscono per centinaia di migliaia di euro, e quindi sono tutti soldi che vanno in adeguamento del costo di un servizio che purtroppo è sempre il medesimo. Quindi il dispiacere più grande è pagare questi incrementi, non per servizi in più, perché uno dicesse, beh, insomma, facciamo delle attività in più, aumentiamo la platea dei beneficiari, ecco. No, invece lo facciamo solo per tenere il servizio com'è, pur però pagando centinaia di migliaia di euro in più, e quindi questo ci mette in difficoltà. Noi siamo in fase di costruzione del bilancio di previsione del 2024, 25 e 26, perché nelle pubbliche amministrazioni è triennale, e abbiamo le nostre belle gatte da pelare. Sì. In questi giorni abbiamo fatto, insomma, lo stiamo sgrezzando, stiamo facendo una bozza, e poi confido anche nel buon cuore dei miei colleghi assessori nel saper dosare le forze e le energie per, diciamo, impattare meno possibile su quelli che sono i conti poi dei cittadini, ecco, perché l'impegno è quello di non gravare sulle tasche dei cittadini, e vedremo, insomma, di che ne hanno farlo sempre meno, anche poveretti questi cittadini. Sì, perché è una guerra tra poveri alla fine, nel senso che noi ci rendiamo conto con gli accessi che abbiamo ai servizi sociali,
con le persone che ci richiedono i contributi per il minimo vitale, insomma con tutta quella che è l'opera dei servizi sociali, il numero di casi che vengono assistiti sicuramente non diminuiscono. Treviso è anche una città che aumenta dal punto di vista della popolazione, però abbiamo anche l'aumento di casi di povertà. È un banco solidale, perciò non sì, posso che dare ragione, perché i numeri aumentano ogni mercoledì. So che parlo a chi di sociale ne sa molto più di me, lo pratica sul campo tutti i giorni, anche oggi, ad esempio. Con ammirazione da parte di tutti. Insomma, Assessore, quello che però traspare è che c'è anche questo nuovo movimento di giovani che non trovano stanze, gli studenti, ne parlavo anche ieri con dei professori di Padova, e io penso che soprattutto anche le RSA, queste liste d'attesa non ci sono, che io ho la fortuna di vivere su un territorio dove abbiamo le più belle ville venete. Io ne ho una e devo sempre dire grazie al sindaco Conte e anche alla giunta che mi ha dato questa opportunità per l'inserimento delle fragilità e non solo, di dare spazio anche a questa realtà. Noi abbiamo bisogno di trovare degli spazi sia per questi studenti sia per i diversamente giovani che secondo me, visto che siamo diventati così grandi, belli, è merito loro, del loro lavoro, del loro sacrificio, di ristrutturare queste residenze che abbiamo, che in parte ne avete anche voi. Ecco, cosa ne pensa di iniziare a inserire il diversamente giovane con lo studente, quello che io avevo sempre sognato a Villa Margherita? Beh, ma non so. Ci sono dei casi in Nord Europa, ma ormai insomma sono anche datati, no? Della casa di riposo e dell'asilo che hanno il cortile comune. È una cosa veramente molto bella che di cui io in Italia non conosco purtroppo io è anni che casi. ne parlo. Noi stiamo pensando, per esempio, diciamo tutto nasce dalla rivolta dei ragazzi che si sono messi a dormire in tenda fuori dalle università, no? Allora il fenomeno a Treviso si è sentito di riflesso, perché Treviso è una città universitaria che però non ha questa pressione dal punto di vista abitativo, della stanza da cercare, dell'appartamento da locare. Però è vero anche che Treviso vuole diventare una città universitaria. Le università si trasferiranno in Piazza Vittoria, dove noi stiamo ristrutturando un immobile di un ente pubblico che ce l'ha ceduto per 30 anni a un canone ridicolo, perché poi noi ci siamo incaricati di tutti i lavori. Allora lì abbiamo la possibilità di avere le università, avere la scuola del Riccatti e abbiamo inserito come immobili del comune l'ex ECA, che per chi lo conosce a Treviso è un palazzetto anni 50 prospiciente, adiacente al Palazzo Moretti, come residenza proprio per studenti, perché ci sono dei bandi dello Stato che hanno chiesto alle pubbliche amministrazioni di offrire la loro disponibilità di immobili comunali e proprietà pubbliche proprio a questo fine qui. Quindi, glielo dico, anche le barchesse di Villa Margherita sono state inserite tra non la queste... mia, perché una è mia, per i miei disabili, l'altra gliela rivolgevo volentieri. È stata inserita per la possibilità di avere studenti. Bellissimo. Allora, Villa Margherita, per chi conosce la città di Treviso, è un luogo spettacolare, solo che diciamo è meno vicino ai centri di interesse per i ragazzi che possono studiare a Treviso, quindi la piazza, ma soprattutto l'università, le corriere, i luoghi di frequentazione, di aggregazione, la biblioteca, eccetera. Ma abbiamo inserito anche un immobile all'interno del compendio della caserma Tommaso Salsa, che i cittadini di Treviso ben conoscono. Che state ristrutturando? Che stiamo ristrutturando, l'abbiamo inserito per metterlo nella disponibilità dello Stato, che se vuole o ce lo compra o ce lo affitta e metterà studenti. E per l'idea che abbiamo della riconversione della caserma Tommaso Salsa, quindi restituirla alla città, bucare le mura perimetrali in modo che ci possano essere degli attraversamenti ciclabili e pedonali, che facciano anche in modo che questo grande agglomerato immobiliare non sia divisorio nel quartiere, ma che sia
appunto possibile attraversarlo e che invece renda le comunicazioni più facili. E la possibilità che in questo luogo ci sia uno studentato per noi sarebbe il massimo. Ora siamo in attesa delle determinazioni dello Stato, che ha comunque stanziato una cifra importante proprio a seguito di queste manifestazioni degli studenti, e devo dire è stata una bella cosa, se posso dire, perché quante manifestazioni sono state fatte, sono state inascoltate, ci siamo trovati davanti a dei ragazzi determinati e a un governo che hanno il diritto di essere ascoltati, anche perché Treviso non aveva un ostello, perciò è giusto, visto che il futuro è in questa città universitaria, pensare anche a loro. Io dico che dobbiamo pensare anche diversamente, giovani assessore, trovare degli spazi anche per loro, perché continuano a chiamare a Sveglia Veneti dicendo che non riescono a trovare strutture adatte. Sentiamo cosa è successo a Maser, questo uomo che veramente ha ucciso la moglie perché veramente non era in grado di accudirla. Perciò dobbiamo fare prevenzione e pensare delle strutture nel momento che l'ospedale dimette questo paziente che non può essere assolutamente mandato a casa, che sono gli ospedali di comunità, ma che hanno bisogno di figure, perché sì il cemento, sì la struttura, ma poi all'interno ci vogliono le persone. Saluto anche Michele Montagnoli, direttore cooperativa sociale all'Opera di Padova. Buongiorno Montagnoli, ha sentito quello che ha detto l'assessore Barbisan? È d'accordo? Come commenta Montagnoli? Lei che se ne intende di strutture? Dottoressa, buongiorno, grazie dell'invito, del nuovo invito. Il problema degli alloggi è un problema che tocca anche noi e i nostri ragazzi che escono a lavorare dal carcere. E questo è un problema perché quando uno finisce una detenzione giustamente ha bisogno di trovare un alloggio, ha bisogno di trovare una solidità e la casa è il posto dove uno può trovare la sua zona di comfort. Purtroppo abbiamo cercato anche noi di creare una struttura dove poter dare ovviamente il lavoro e dove renderli autonomi e metterli in questi alloggi, però purtroppo non riusciamo a trovare nulla di questo. È un problema sociale a livello globale e credo che più andiamo avanti più sarà difficile risolverlo. Non vedo molti aiuti, non vedo aperture e nemmeno volontà di sistemare la situazione. Vede Montagnoli, noi abbiamo un grande problema. Noi chiamiamo i disabili, che odio questo nome, infatti io li chiamo diversamente agili, perché sono persone meravigliose che si muovono in maniera diversa, perciò li chiamo così. Noi abbiamo iniziato a chiamarli mongoloidi, handicappati, disabili, diversamente abili, ma non abbiamo mai chiamato per nome e cognome la persona. Noi stiamo parlando di persone. Parliamo dei delinquenti, tutti delinquenti perché hanno fatto qualche reato, ha drogato il delinquente. Cioè noi veramente non riusciamo a capire che sono persone. Uno ha sbagliato, ma devi dare anche la possibilità di recuperare, specialmente se è anche un ragazzino, un ragazzo. Tanto è vero che io prego di mandare la regia, anche la locandina, il 30 settembre, il 1° di ottobre, grazie anche al Comune, alla Giunta Comunale di Treviso, ho organizzato per la seconda volta Sport senza barriere, che possono essere anche barriere mentali, dove daremo la possibilità ai ragazzi, alle famiglie, ai diversamente giovani, con il CONI, il CIP, l'ULS, 20 comuni, di capire che anche la famiglia, i genitori devono diventare autorevoli, perché io non posso colpire il ragazzo o il ragazzino perché fa un'azione tipo le baby gang se il primo anello, che è la famiglia, non c'è. Voi cosa potete fare? Lo state dicendo chiaramente questa mattina. Noi abbiamo bisogno di trovare casa, perché se non trovo casa a questo ragazzo che ha cercato di fare un percorso, è come non avessi lavorato. Io ho fatto questi percorsi con la Procura dei minori, lo sto facendo, ma dopo il percorso ci vuole la struttura, dopo la panchina ci vuole una risposta. Cosa dice Montagnoli? Poi sentiamo anche Barbisan. Dico che mi trovo pienamente d'accordo su questo. Innanzitutto che la persona non è il suo reato, il detenuto non è il suo reato, ma non dobbiamo dimenticarci che dietro questa persona dietro questo reato c'è una persona, c'è una famiglia e c'è una voglia di ripartire.
Noi, dando la possibilità di lavorare, gli diamo un grande aiuto. Perché? Perché li inseriamo nel mondo del lavoro dando uno stipendio che possono mantenersi e possono vivere. Però il problema grande è dove vanno queste persone. Immaginiamoci una persona che è 10 anni che è in carcere, esce dalla sera alla mattina. Dove va a dormire questo? Dove va a vivere? Allora, noi possiamo dargli lavoro. In questo momento stiamo anche dando una mano a trovare qualche alloggio, qualche casa da qualche amico. Però la cosa diventa difficoltosa. Purtroppo una persona lasciata a sé è quasi naturale che torna a delinquere, ma non voglio giustificarli perché si sbaglia una volta, non si può dare più possibilità. Però è giusto dargli una chance sia lavorativa che un alloggio, e sono convinto che di alloggi vuoti ce ne sono tanti. Sentiamo come commenta l'assessore Barbisano. Allora, noi come Comune agiamo su quella che è la prevenzione, quindi non ci occupiamo direttamente, perché comunque c'è l'ULS per questo, almeno per quello che vedo io nel sociale. Noi ci occupiamo dei ragazzi nel momento della scuola, nel momento in cui possono frequentare il centro giovani, nel momento in cui noi cerchiamo di sostenere le società sportive, le attività culturali del nostro comune, con la contribuzione, con la concessione di sale, con tutto quello che il comune può mettere a disposizione per evitare che, diciamo, la persona possa perdersi, anche se è giustissimo quello che sentivo dire prima, e la persona non è il suo reato, se no mi viene da dire che nessuno di noi potrebbe stare al mondo, nel senso, adesso senza voler essere troppo buoni oppure oggi peccare di non ha peccato, scagli la prima pietra. Sì, però ecco, esatto, siccome sento un sacco di censori in giro, di gente che sa tutto, devo dire che un po' di cenere sul capo per tutti non ha mai fatto male. Ecco, detto questo, il comune, la struttura comune di Treviso, ma posso parlare così anche per tanti altri comuni con termini che io conosco, sono impegnati sulla prevenzione, su tutte quelle attività sociali, di aggregazione, culturali, sportive soprattutto, che tengono i ragazzi in una condizione di socialità, in una condizione di non essere messi nella tentazione di avere contatti oppure insomma di incorrere, ecco, in qualche sbadataggine, che poi una sbadataggine può diventare un crinale molto pericoloso. Su questo il comune di Treviso c'è, come tutti gli altri. Ovviamente, se io guardo le necessità dell'edilizia dell'edilizia sportiva nel comune di Treviso, avrei spese per 5 milioni di euro, in realtà poi quello che possiamo fare è meno, però ringraziamo sempre le società sportive che sono formate nella gran parte dei casi da volontari, da gente che si prende una responsabilità enorme nel portare in giro ragazzini minori che insomma qualunque cosa combinino, insomma sì, non sono neanche facili da tenere ultimamente, direi. Ecco, ringraziamo queste persone che dedicano il loro tempo, che se è possibile hanno un rimborso spese, se no lo farebbero anche senza, ecco, e quindi ci sollevano molto, hanno il nostro supporto, talvolta gestiscono degli impianti comunali, talvolta anche no, quindi sono proprio privato sociale, diciamo così, ecco, e ci aiutano nel contenere queste possibilità, appunto, che poi il ragazzo si perda e che poi debba entrare in un percorso di recupero molto più costoso, molto più difficile, nel quale però il comune, diciamo, non è primo attore. Allora, quello Montagnoli che però preoccupa è il messaggio devastante che sta passando, nel senso, io lo dico tutte le mattine anche con i miei ospiti, che sono pochi, sono gruppetti di ragazzini e ragazzine che si divertono a fare determinate azioni per avere visibilità, per andare nei social, ma sono pochi. E questi pochi non possono permettersi di tenere in pugno sindaci, centri storici, forze dell'ordine. Perché poi se vai a vedere attorno a questo gruppo di ragazzi che facciamo vedere poi nei telegiornali con le telecamere, all'interno sono in 2, 3
3, 4 proprio se sono tanti. Allora io penso che dobbiamo iniziare a far fare dei percorsi assieme a voi che sapete di cosa si tratta e di come trattare queste realtà, perché come ha detto l'assessore non è semplice parlare, dialogare con questi ragazzini o ragazzini che pensano di essere i numeri uno ma solo per un disagio enorme che hanno dentro, che forse grazie all'attività fisica, al lavoro, alla fatica, al sudore, ma alle regole, devono cambiare registro, ma soprattutto i loro genitori. Forse educare quei genitori che non vogliono capire, che devono essere autorevoli e non autoritari, sarebbe diverso. Cosa ne pensa? Questo è lo scopo per il quale facciamo questo evento il 30 settembre e il 1 di ottobre a Treviso. Prego. Mi sono segnato la data dell'evento perché verrò a trovarla. Le mando l'invito, guardi, le mando l'invito Montagnoli. Esatto. Grazie. E verrò anche con qualche ragazzo, se riusciamo a chiedere le autorizzazioni, per venire con qualche ragazzo del carcere. Benissimo. Allora, io le porto una mia testimonianza di una cosa che è successa, di un fatto che è successo durante il periodo delle scuole, è stato ad aprile. Sì, ad aprile. Il preside di una scuola, qui di Padova, una scuola privata, ci ha chiesto, aveva un caso particolare, aveva una ragazza che avevano trovato a rubare. Avevano trovato questa ragazza che rubava e l'avevano punita. Assieme alla Regione Veneto si è pensato di darla a noi, e noi l'abbiamo affiancata a delle ragazze detenute a lavorare qui in ufficio da noi. E lei è stata con noi un mese, ha fatto un mese, tra virgolette, di punizione, assieme a queste ragazze, insieme a noi, e alla fine gli ho detto, ma quest'estate cosa vuoi fare quest'estate? Vuoi venire a lavorare? E lei mi ha guardato e mi ha detto sì. Oggi, questa mattina, è nell'altro ufficio che sta facendo formazione, non vuole più andare a scuola perché non vuole andare a scuola, mi ha promesso che ci penserà e comunque lei è qui con noi adesso che fa un lavoro vero. Abbiamo attivato un tirocinio formativo per lei, è retribuito, e lei adesso è cambiata. Ho parlato con la sua famiglia perché noi abbiamo un ufficio sociale che tiene i contatti anche con le famiglie oltre che con le istituzioni e lei oggi è qui con noi che lavora. Per cui credo che il dialogo anche con i giovani, fargli vedere che chi sbaglia può ripartire, perché l'assessore e il pubblico non lo sa, ma io ho fatto 12 anni di carcere e finita la mia condanna insieme a degli amici ho voluto dar vita a questo progetto di questa cooperativa sociale di tipo B. Credo che il dialogo e vedere, toccare con mano sia molto importante anche per queste persone. Non le nascondo che ho un progetto in corso con il carcere minorile di Bologna che mi piacerebbe portare avanti assieme agli imprenditori di Bologna. Molto bello questa testimonianza e la ringrazio Montagnoli di avere il coraggio, perché bisogna metterci la faccia. Io ce la metto sempre Montagnoli quando faccio le cose e anche ho avuto il coraggio di dare alla procura dei minori e dire guardate che con la borsa della spesa che io do il mercoledì e voi mi mandate questi ragazzi non riesco a fare un percorso educativo al ragazzo. Ma che percorso faccio? Una volta alla settimana me lo mandano un'ora e mezza dalla borsa all'anziano, al disabile, al fragile, poi va a casa. Cioè non è questo il percorso che io ci credo sono le regole che può mettere lo sport che può cambiare la vita, che ti fa capire. Io avevo una ragazza nel percorso che ho fatto, ve ne avevo 6, non uno, Montagnoli, una ragazza terribile. Sai cosa ha fatto? L'ho mandata in Africa. L'ho mandata in Africa, ha fatto un percorso di volontariato, proprio una delle zone più depresse. Io vorrei farle leggere i messaggi che mi manda la mamma, veramente di congratulazione, dire ma come hai fatto a cambiare mia figlia, perché le ho fatto toccare con mano quella che era la realtà di non aver niente, di vedere cos'è la miseria, la povertà, la fragilità. Ed è stata una ragazza che veramente ne sono orgogliosa, che ha cambiato letteralmente una famiglia fantastica, Montagnoli, una mamma che tutte le ragazze penso avrebbero voluto avere e invece che lei disprezzava con degli gesti e delle parole inaudite. Io l'ho detta anche in televisione cosa è riuscita a dire a questa mamma che è venuta da me disperata. E adesso questa ragazza, come ha detto lei, è tranquillissima, fa volontariato, viene ad aiutarmi ed ha cambiato completamente. Forse a questi ragazzi, che sono pochi, forse dobbiamo farli toccare con mano
quella che è un'altra realtà, di quello che non ha niente e ha tutto da perdere. Assessore. È vero quello che si diceva, ci sono questi pochi ragazzi che però hanno un grande pubblico che prima alla mia età non esisteva, quello dei social, però se guardiamo le immagini io sono anche colpito dal fatto che c'è anche un pubblico di presenti, no, di questi ragazzi che vanno per vedere la rissa. Dovremmo agire sugli attori, ma anche sugli attori non partecipanti, nel senso che forse è più facile anche parlare con questi ragazzi, perché nel momento in cui i protagonisti della rissa, della zuffa, del piccolo furto, eccetera, non hanno più pubblico, e siccome tutto questo si fa per la visibilità, per una falsa, come si può dire, idea di gloria, no? Ecco, e di visibilità, di essere, e di visualizzazioni, e di commenti, e di like, e di tutto quello che è. Nel momento in cui noi togliamo il pubblico, probabilmente anche questi ragazzi capirebbero che non c'è... non gira così. Gianfranco Valeri da Cessalto, se no mi cade la linea, scusa Gianfranco, ma volevo che finisse l'assessore perché sono importanti le parole di chi amministra le nostre città. Prego. Sì, buongiorno signora Milena. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo a lei, assessore. Lei si ritenga fortunato che è assessore di un comune grosso, e ha detto che la coperta, la fila è sempre corta. Si immagini, assessori, comuni medio-piccoli. Io, quando è venuto fuori il PNRR, ho detto subito che i comuni piccoli non avrebbero preso niente perché non avevano le strutture per presentare i progetti, non hanno gli uffici. Ecco, lei che fa parte di un partito che praticamente adesso è abbastanza emergente, quando verrà la riforma degli enti locali? E se non facciamo la riforma degli enti locali, i comuni piccoli non possono fare niente, proprio niente. Sarà qualche amministrazione, però se noi non facciamo la riforma degli enti locali, e lì si potrebbe risparmiare, unire le forze, fare i comuni abbastanza efficienti, perché sennò non facciamo niente. Poi un'altra cosa, visto che è sempre... Ecco, è da un anno che il governo è su, però di riforme non se ne sente niente. Io volevo una legge elettorale, chiamiamo la coppa in colla del sindaco, alla francese, chiamiamo come vogliamo, però che ci diano le preferenze, e qualcuno dice anche che queste maggioranze politiche non servono a niente, sono fotocopie di tutti i governi che abbiamo avuto. Poi se magari questi qua non dureranno 5 anni, daranno colpa 2 o 3 partiti, si daranno colpa uno con l'altro. Poi dobbiamo fare una legge elettorale, copia in colla del sindaco alla francese, che uno vince anche per un voto, col suo programma governa, e se farà le riforme, questa è una vera democrazia, se no andiamo sempre avanti. Non vorrei che voi farete gli stessi errori che hanno fatto l'Italia. Buongiorno, grazie, buon lavoro. Grazie Gianfranco Valeri, prego assessore Barbisano. Allora, tante cose. Dunque, andando con ordine, la riforma degli enti locali, mi sembra che la persona che ci ha chiamato ne parlava dal punto di vista del dimensionamento. Allora, guardi, io sono stato anche consigliere regionale, sono stato relatore del progetto di legge che ha unito Crespano a Pieve del Grappa. E quindi, diciamo, conosco la materia. Ho una posizione molto articolata sul tema che cercherò di esprimere in pochi secondi. Non è che perché lo Stato non dà o non lascia le risorse a un piccolo comune, che questo piccolo comune, preso per la gola e alla canna del gas, si deve fondere insieme a quello in parte per togliere le castagne dal fuoco a uno Stato che non ci lascia le risorse che noi produciamo. Perché se andiamo in Trentino, se andiamo in Alto Adige, ci sono comuni da 1500 abitanti che di fondersi col comune in parte non ne hanno nessuna né voglia né necessità. Quindi noi non possiamo fare le fusioni perché c'è una finanza pubblica nazionale che bastona sempre i soliti e premi i fannulloni. Altra cosa, io però ritengo che, per esempio, questa è una cosa che dico senza impegnare nessuno, né la mia giunta, né il mio partito, né nessuno, io penso che un ragionamento di grande Treviso, ma non solo nelle funzioni,
ma anche addirittura nella fusione dei confini contermini, debba essere fatto e che sarebbe bene nascesse una città da 200.000 abitanti. Non vedrei bene la fusione di Treviso con uno dei comuni attorno, perché questo saprebbe di inglobare qualcuno. E se io fossi un cittadino di Carbonera che domani si trova che mi comanda la città di Treviso, forse potrei avere un sano senso di campanilismo che mi potrebbe dire no, guarda, non ne ho voglia, ma se Treviso diventasse Treviso e tutti i comuni attorno, a questo punto sarebbe più la città inglobata dagli altri che la città stessa a inglobare. Una grande città metropolitana, che se ne parla da una vita, secondo me sì, di questo dobbiamo parlare. E poi sul tema della legge elettorale, io sono sempre stato eletto con le preferenze per 5-6 volte, le campagne elettorali ne ho fatte a sufficienza e mi è sempre andata bene. E non credo che siano la panacea di tutti i mali le preferenze. E per quanto riguarda, non so se vi ricordate il dibattito di 10 anni fa, si diceva bisogna fare la legge alla tedesca, poi alla fine per quanti anni in Germania hanno dovuto fare la grossa coalizione perché la sera delle elezioni si scopriva che non aveva vinto né uno e non aveva vinto neanche l'altro. Anche sul tema della legge del sindaco applicata a livello statale ci sono anche giunte comunali che cadono, quindi la responsabilità sta sempre in capo agli uomini e ai partiti. Non c'è la formula magica della legge elettorale che ti fa andare bene le cose, io credo. Possiamo dire che abbiamo collegi troppo grandi nella parte uninominale della legge elettorale di oggi? Sì, che magari sia difficile avere un rapporto diretto con il proprio rappresentante? Sì, questo è anche frutto però della riduzione del numero dei parlamentari che doveva far svoltare l'Italia dal punto di vista della rappresentanza democratica e del taglio dei costi. Io non ho visto, e magari dico una cosa che non è molto popolare, però non ho visto che il taglio del numero dei parlamentari abbia inciso su leggi migliori o fatte più in fretta. Ho solo visto che ci sono province del nostro Veneto che sono rimaste senza rappresentanza politica. Però è anche vero, assessore Barbisan, che io nel momento che scelgo un candidato della lista del sindaco avrei piacere che quel candidato che ha preso voti ricoprisse un ruolo importante nella giunta, perché sennò cosa serve la lista del sindaco, e non vedere candidati piovuti dall'alto che non sono stati scelti dai cittadini. E questo non va assolutamente bene, perché a questo punto allora eleggiamo solo il sindaco e poi il sindaco si prende quello che vuole. Primo, perché nella lista del sindaco ci sono persone autorevoli che possono coprire benissimo gli assessorati, perché la lista serve anche a quello, fare la lista, e non che le segreterie dei partiti facciano veramente calare dall'alto questi nomi che magari non si conoscono, non hanno preso preferenze. Questo lo trovo una mancanza di rispetto agli elettori che vanno a votare e che fanno, come ha detto lei, la scelta. Io sono sempre stato eletto con le preferenze, certo. Il numero mi ha permesso di arrivare dove sono arrivato e questo non va bene. Lei cosa ne pensa? Poi sentiamo anche Montagnoli. Penso che sia un ragionamento politico fattibile, però oggi la legge e la formazione della giunta è in capo squisitamente al sindaco. Se il sindaco eletto, qualunque esso sia, domani volesse circondarsi di tutti assessori che neanche si sono candidati, potrebbe farlo. Allora, la politica serve anche a questo, secondo me. Io sono un fan scatenato della politica, anche se è in declino totale nel mondo, nessuno ci vuole più vedere. Lo dice l'assessore Barbisan? Sì, beh, io la faccio fin da quando sono bambino con l'entusiasmo maggiore che riesco a metterci. È giovane? Sì. Sono giovane per la politica e per il clero, perché ho quasi 40 anni, quindi sono due categorie per cui sei ancora giovane a 40 anni. Ecco, ne ho 39, poco ci manca. Cosa volevo dire? La politica deve servire proprio a questo, non a far piovere gente da lontano a fare l'assessore, a fare il deputato, a fare il parlamentare, deve servire a fare in modo che
anche se il sindaco potesse circondarsi di tutti quelli che vuole, i partiti dovrebbero valorizzare le persone. Mi pare che nella giunta di Treviso, che è quella che ovviamente conosco meglio, questo mix sia riuscito, perché io sono stato il più votato, colui che fa il vice sindaco, il più votato della mia lista, colui che fa il vice sindaco è il più votato dell'intera coalizione, l'assessore ai lavori pubblici è arrivato secondo sempre della mia lista, cioè voglio dire il presidente del consiglio comunale è arrivato primo della lista del sindaco, quindi diciamo abbiamo anche casi di persone che non sono state elette in consiglio comunale, però sono tutte persone che ci avevano messo la faccia, che erano nelle liste che sostenevano il sindaco, perché ci sono casi ancora peggiori nei quali vengono scelte persone che proprio manco sapevi che erano dei tuoi. Però se facciamo dei miglioramenti non sarebbe male, assessore. Grazie assessore, visto che lei fa la politica, e speriamo che venga ascoltata la Mirella, che veramente delle preferenze me ne farei un vanto, perché abbiamo veramente delle persone brave e competenti che meriterebbero essere inserite in un contesto così importante e così delicato, specialmente con i giovani che devono avvicinarsi alla politica. Andiamo a vedere anche questo servizio dell'Opera che ha mandato nostro Montagnoli, questo video della cooperativa sociale. Abbiamo Sandra, rimani in linea, se no non ce la faccio Sandra. Andiamo a vedere il video. Allora abbiamo visto, prego Montagnoli, come commentiamo questo video, prego. Allora, questo video lo commentiamo che è un po' datato, perché nell'arco degli anni che siamo visti io e lei siamo aumentati, siamo in 43 persone, abbiamo 2 ragazzi disabili, 8 tra virgolette normali, 30 detenuti e 3 ex detenuti. Volevo un attimo collegarmi a quello che diceva prima l'assessore degli attori protagonisti, gli attori non protagonisti. Purtroppo gli attori non protagonisti ci saranno sempre. Se succede un incidente per strada, arriva l'ambulanza, si accalca la gente a vedere quello che succede. Io farei una proposta e metterei la nostra cooperativa al centro di questa proposta. Questi ragazzi che sono i responsabili, tanto sono 2 o 3 responsabili, perché non fargli fare non una punizione? Non è una punizione, ma un momento di crescita, un momento vero di stare a fianco e lavorare a fianco a chi ha sbagliato nella vita, si è accorto di aver sbagliato e vuole ripartire. Secondo me questa sarebbe una soluzione, perché il problema della violenza minorile, di queste baby gang, secondo me ce lo ritroveremo sempre più avanti. Io dico che sono d'accordo Montagnoli, sposo perfettamente quello che ha detto. Sandra, veloce, ti prego, scusami, ma guarda che è una trasmissione un po' particolare questa mattina, prego.
Buongiorno agli ospiti e complimenti a tutti e due gli ospiti per quello che fanno e quello che risalta nella politica e nel sociale. Io volevo dire una cosa, per quanto riguarda il discorso della preferenza elettorale, è vero, a livello comunale ha detto bene il dottor Barbisan, ci sono le preferenze, si mette l'assessore o il consigliere, anche che magari il pubblico, diciamo, la gente non conosceva. Però io mi ricordo, perché gli italiani hanno una memoria veloce corta, Sandra, perché scorrono i tempi, io vai mi veloce. ricordo che anni fa mettevano a Napoli e in Puglia, cioè diciamo più nel meridione, 100.000 lire sotto il piatto, invitavano queste persone per avere i voti. Dunque anche lì, allora c'è il pro e il contro sulle preferenze. Io sono d'accordo da un lato, però non sono anche in disaccordo sull'altro. Per quanto riguarda le carceri, io ho avuto un cognato che magari il signore lo conosceva, Guido Galante, che suonava il piano, che andava, quando è morto c'erano 8 preti, addirittura 2 carcerati che hanno avuto il permesso. Sandra? Caduta la linea? Niente, è caduta la linea. Allora io devo chiudere, purtroppo questi tempi volano con questa trasmissione. Come avete sentito abbiamo visto tante cose, parlato di tanto. Montagnoli, come ci saluta? Velocissimo. Ti saluto con la speranza che riusciamo a portare avanti queste proposte che abbiamo detto oggi. Io sono convinto che con il suo aiuto e all'apertura che ci può essere anche da parte dell'assessore, potrebbe essere un test quello di Treviso, possiamo ragionarci. Grazie Montagnoli. Barbisan, assessore, come chiudiamo? Chiudiamo, Pochi che secondi. intanto ci vediamo alla festa dello sport senza Ci vediamo, barriere. l'aspettiamo Montagnoli. E che poi la collaborazione con gli enti del privato sociale, chi si dà da fare, per noi è prioritaria. Magari cercheremo di prendere appuntamento con l'assessore ai servizi sociali del nostro comune per avere un primo incontro e conoscerci come realtà, perché noi veramente a Treviso ne abbiamo bisogno. Sul tema delle preferenze sono d'accordo con la signora. In alcune zone d'Italia sono il metodo per controllare il voto da parte della criminalità organizzata. Grazie a Riccardo Barbisan, assessore al bilancio, tributi del comune di Treviso e patrimonio, lo dico io. Michele Montagnoli, direttore cooperativa sociale all'Opera. Grazie, la posta di Mirella. Tango.
мужчина. Но у каждого свои недостатки.